parte mercoledì 25 settembre, anche settembre se ne sta andando con dei danni terribili. Io non so cosa sta succedendo, ma veramente prima un caldo infernale, adesso tanta è quell'acqua che fa paura, ma soprattutto anche tante malattie, perché questi sbalzi di temperatura fanno sì che escano tanti malanni, tanti acciacchi. Il problema è che ci sono medici di famiglia intasati, pieni di lavoro, avete visto gli scioperi che ci sono. Ne parleremo questa mattina con due ospiti graditissimi. Abbiamo collegato da Padova il dottor Giovanni Leoni, segretario regionale CIMO, Confederazione Italiana Medici Ospedalieri. Grazie dottor Leoni anche lei di essere qui, sempre presente per spiegare come stanno le situazioni, perché se non venite a Sveglia Veneto è dura capire com'è la situazione. E saluto anche Daniele Dallanese, il sindaco di Genson di Piave, secondo mandato civica, perché anche con lui parleremo di tanti problemi che hanno questi poveri sindaci, dico la verità, sono quelli che hanno meno risorse e sono quelli più diretti al cittadino, perché il cittadino non ha altri posti, come dico tutte le mattine, se no di sperare di incontrare il sindaco e di vedere come fare. Però io partirei proprio dal dottor Leoni. Allora, dottor Leoni, cosa ci racconta? Com'è la situazione? Abbiamo visto tanti scioperi anche nella sanità, mancano medici di famiglia, mancano medici in generale, mancano le squadre praticamente. Com'è la situazione, dottor Leoni? C'è stato un rallentamento su quello che è il ricambio generazionale e anche una diminuzione di attrattività per quanto riguarda certi tipi di specializzazioni, ivi compresa la medicina territoriale. Era prevedibile tutto quello che sta avvenendo in questi ultimi anni per quello che è l'arrivo della cosiddetta gobba pensionistica. Fermo dottor Leoni, perché salutiamo anche la dottoressa Ilaria Postal, coordinatrice Hikikomori Italia, psicologi per il Trentino Alto Adige. Grazie. Buongiorno. Dottoressa di essere qui, lei non ha idea quanto ci tenevo che lei ci raccontasse com'è la situazione, perché per me sta veramente peggiorando, non abbiamo le armi per combattere, non ce le danno, eppure potrebbero darcele, perciò saluto anche la dottoressa Postal di essere con noi. Prego dottor Leoni. I cittadini, diciamo, sono abituati ad avere una certa risposta in termini di salute, che vuol dire accesso alla medicina del territorio da una parte, tempo a disposizione da parte dei medici e soprattutto il proseguimento di quelli che sono poi gli accertamenti necessari dal punto di vista strumentale. Fatta salva quella che è l'urgenza ed l'emergenza, poi c'è tutta quanta l'attività che è cosiddetta programmabile e in quella ci sono dei grandi rallentamenti, soprattutto in certi tipi di attività, ma sia per quanto riguarda cataratta l'oculistica, per esempio, sia per quanto riguarda l'ernia inguinale in chirurgia, sia per quanto riguarda l'accesso a tutta quanta quella che era strumentale, ed è aumentata la percentuale di persone che si fanno gli esami, che si appoggiano a quello che è il privato convenzionato, giocoforza. Però la problematica più grande è per tutti quanti i cittadini che con il loro reddito, che ha avuto una diminuzione in termini percentuali complessivi per quanto riguarda la capacità anche di spesa in questi ultimi tempi, quindi siamo oggettivamente un po' più poveri tutti quanti, anche qui nel Veneto, hanno bisogno di quello che è l'assistenza a cui hanno diritto attraverso il sistema sanitario nazionale e regionale. Soprattutto per quanto riguarda la medicina del territorio, molte soluzioni sono state trovate aumentando il numero degli assistiti e alcuni medici sono passati da 1500 anche a 1800 assistiti. Giocoforza da questo punto di vista, le prenotazioni, il tempo di assistenza, ma anche il tempo medio di quello che è il lavoro del medico in medicina generale è aumentato. Le medicine di gruppo hanno risolto in parte questo tipo di problematica quando sono adottate anche di servizio di segreteria, perché dall'altra parte i medici si lamentano molto del fatto che dedicano troppa attività a quella che è l'attività burocratica. Dottor Leoni, mi scusi se la interrompo, ma devo anche correre purtroppo, dica. Perché l'ora passa veloce. Ma in Italia, secondo me, manca una cosa, che è la pianificazione e la programmazione. Possibile che con le date di nascita che abbiamo, perché basta schiacciare un bottone e sappiamo tutto di tutti, specialmente gli addetti ai lavori, i politici, o i presidenti delle regioni, o chi di dovere
non avesse messo in conto che nel 2023-2024, parliamo dal 2020 in poi, saremo arrivati a questi numeri, perché ci sarebbe stata la denatalità, perché anni che lo sappiamo, non è che lo abbiamo saputo ieri. Sapevamo le persone che andavano in pensione, perciò medici, infermieri, e non si sia programmato, perché qui in Italia manca sempre la programmazione, ma la prevenzione si fa con la programmazione? O sbaglio, dottor Leoni? Ma lei ha perfettamente ragione su tanti argomenti, va bene? Ma in particolare, per quello che è l'oggetto di oggi, le curve di uscita di quelli che sono i laureati della gobba di entrata della pletora medica degli anni 80 e che sarebbero usciti in questo periodo era ben chiara da anni, e il picco è proprio in questi anni qui. Dall'altra parte c'erano le organizzazioni sindacali, gli ordini medici, la federazione, l'Istat stesso, diciamo, l'ENPA, tutte quelle che sono gli enti di categoria, le curve di analisi le hanno fatte, le hanno anche portate, però i decisori sono altri. Sono i governi di diverso colore, anche di quasi unità nazionale, che si sono succeduti, che hanno deciso di investire poco in sanità. È un fatto. Cioè perché dottor Leoni, bisogna anche cercare di parlare chiaro, perché non si doveva investire nella sanità pubblica, ma l'orientamento era andare nel privato. Questa è la verità. Non è possibile che nel pubblico tu non trovi un medico e a pagamento lo trovi dopo 2 minuti. Non è possibile, c'è qualcosa che non torna, perché la gente a casa è abituata a fare 1+1, il conto della serva si diceva una volta. E questo è quello che si vede. Cioè, se io sto male e ho bisogno di una visita, se vado a pagamento nel privato la trovo subito. Là ci sono pure i medici. Ecco, e com'è allora la storia? Sentiamo anche la dottoressa Ilaria Postal, coordinatrice Chicomori Italia, psicologi per il Trentino Alto Adige, come vede la situazione dal suo osservatorio, anche molto importante, che stiamo parlando di fragilità anche gravi. Prego, dottoressa. Buongiorno, sì, stavo ascoltando un tema ovviamente molto attuale, molto dibattuto, ci sono poche risorse. Ci sono numeri sempre crescenti di richieste anche a livello psicologico, psichiatrico, e le realtà sanitarie, diciamo, pubbliche sono oberate di richieste e fanno proprio fatica a stare dietro a quanto sta succedendo, anche perché c'è proprio un aumento anche della richiesta. Quindi è un insieme, diciamo, di problematiche. Credo anch'io che ci sia una spinta un po', non so quanto voluta, quanto conseguente all'avvicendarsi delle cose, ma c'è un po' un'apertura verso il privato, con però ovviamente quello che può comportare a livello di spesa poi del nucleo familiare o dell'individuo. Il fatto di programmare, progettare, prevenire dovrebbe essere comunque un tema fondante, principale, anche nell'aspetto sanitario. Il problema è però, dottoressa Postal, che i giovani che lei segue, perciò vuol dire anche le famiglie, se non si investe nella famiglia, nella sanità pubblica, è difficile dare risposte a queste persone, perché voi siete con le spalle al muro, l'ha detto lei, c'è una richiesta impressionante di persone che hanno bisogno di cure, e noi come facciamo a dare le risposte? Non ci sono. Io dico da tanti anni, dottoressa Postale, lo dico al dottor Leoni che forse lo sa già, e anche al sindaco Dallanese, che a me non me ne può fregare di meno di avere il letto d'oro. Io voglio una brava squadra che mi curi, di bravi medici, di bravi infermieri. Invece si è puntato molto sulla struttura più che sulla persona. È là che non riesco a capire. Avevamo tanti ospedali chiusi, poi apro le cittadelle della salute che sono chiuse perché non abbiamo gli operatori, cioè ci vogliono spiegare cosa hanno deciso di fare. Allora vorrei sentire anche il sindaco, perché voi siete in prima linea, sindaco Dallanese, voi siete quelli direttamente, siete responsabili della salute dei cittadini, voi, bello, hanno passato la palla. Pensate a quelli che hanno meno risorse e quelli che sono in prima linea, che sono i sindaci. Prego. Grazie dell'invito, intanto buongiorno Mirella. Sì, in realtà io dico sempre ai miei colleghi, per fortuna che ci siamo, nel senso che noi siamo il primo anello, no, di tutta la catena decisionale che viene sempre tirato in causa per tutto sostanzialmente.
Tornando alla questione della sanità pubblica, sì, in effetti è una questione molto complessa, molto delicata. È chiaro che, e questo sono i dati parlano da soli, è evidente che stiamo attraversando un momento molto difficile. Io per esempio spiego sempre anche ai miei cittadini che per quanto riguarda il mio piccolo comune, Zensone di Piave, noi siamo molto fortunati perché abbiamo un medico di medicina generale che fortunatamente è presente sul territorio e quindi è un problema in meno da gestire. Però parlando anche con altri sindaci la questione non è così semplice come per Zensone di Piave. Ci sono comuni molto grandi che non hanno neanche medici di medicina generale e quindi veramente poi questa problematica si riverbera sui cittadini. I cittadini ovviamente si arrabbiano, inevitabilmente hanno ragione, e questo crea le lunghe liste di attesa, ad esempio alle ULSS, che già stanno pagando tra l'altro liste molto lunghe dopo il Covid, perché c'è stato questo fermo macchine importante di quasi un anno e crea notevoli disagi anche quando ci troviamo tra sindaci, con il comitato dei sindaci dell'ULSS. Questa è la problematica più importante che affrontiamo. Però al momento... Vi sentite un po' con le spalle al muro, Sindaco, quando vi trovate? Perché i problemi poi sono quelli? Un po' sì, perché poi, come diceva lei giustamente, i cittadini vengono a suonare il nostro campanello in comune e noi siamo in difficoltà perché non sappiamo dare delle risposte certe, no? E quindi risposte non certe creano sempre disagi e malumori, è inevitabile. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo, veloce, mi raccomando. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto i sindaci, gli eroi italiani, perché da tutti i problemi le casta sul banco dei sindaci, i politici che vai fuori, i politici dei i sindaci, che tocca rompersi la vita a loro. I dottori parlo di medici, i medici lei a posto, c'è da cavarsi il capello per i medici, perché fa tutto quello che può fare, medici, va bene. Quello che non fa è politica, no? Perché noi altri italiani, va bene, mandiamo migliaia e migliaia di persone per portare la pace nel mondo dei soldati. Mandiamo di tutto, facciamo di tutto, dire che vada a guardare, invece di andare in giro per il mondo a fare premi, a farsi vedere bene. Che faccia un giro per le nostre città, a vedere come che siamo messi da gentaglia, da gente cattiva, da quello che succede. I problemi italiani li risolviamo e lei se andiamo a farsi bene. Grazie Rinaldo, chiudiamo perché sennò anche 3 ospiti non ce la faccio. Comunque sei stato chiaro con quello che hai detto e in poche parole hai detto tanto. Allora, dottor Leoni, il problema è anche poi che se non c'è questo servizio alla persona, direttamente a casa si intasano i pronti soccorsi, perché i codici bianchi che vediamo sono dei numeri preoccupanti. Ma possibile che non si poteva cercare di risolvere la situazione proprio con i medici di famiglia, anche quando c'erano? Perché c'è stato un momento che li avevamo questi medici di famiglia, però noi non so quanti anni sono che sentiamo che i pronti soccorsi sono intasati, addirittura c'erano questi uffici, se vi ricordate, con la polizia all'interno, sono stati tolti, non sa perché adesso devono rimettere. Cioè, quando c'è qualcosa di buono viene tolto, quello che è sbagliato lo lasciano. Ma dobbiamo anche iniziare a capire chi è che fa ste robe, perché veramente siamo anche stanchi. Voi poi siete in prima linea, come ha detto lei, noi avevamo dato dei dati che si potevano prendere in considerazione e programmare in maniera diversa, ma se qualcuno non ascolta e sono quelli che veramente dovrebbero ascoltare, io mi domando dove andrà a finire questo paese, la 4ª potenza mondiale. Guardate come siamo messi e tutti passano il cerino. Prego, dottor Leoni. Ma adesso c'è una novità nel sistema, che sarebbero le case di comunità. Ne hanno inaugurata una circa il 20 di agosto a San Vito al Tagliamento. Nelle case di comunità deve essere spostata una parte dell'assistenza ospedaliera e ci dovrebbe essere un accesso diretto anche dal territorio. All'interno delle case comunità, uno ogni 50.000 abitanti, ci dovrebbero essere anche medici, infermieri, specialisti convenzionati e anche tecnici di riabilitazione per dare una assistenza al cittadino più in prossimità. I soldi sono venuti con PNRR, la grande difficoltà è popolarle di specialisti e di professionisti a tutti quanti i livelli.
Ne hanno inaugurata una in questo momento, resta il nodo invece di tutto quello che è il rinnovo dell'assistenza per quanto riguarda la medicina territoriale, soprattutto anche per avere le tempistiche e le possibilità delle visite domiciliari, perché una caratteristica della medicina territoriale è la possibilità di avere il medico anche per le visite a domicilio, per le persone che non si possono spostare e quant'altro. Quindi avere del tempo a disposizione. La grande richiesta, diciamo, della medicina territoriale è quella di avere un supporto di segreteria, perché soprattutto i nuovi medici, quelli che vengono fuori dalla scuola, quelli che sono interessati a questo tipo di attività, hanno studiato 6 anni, sono pieni di idee innovative, di cultura, poi non vogliono essere ridotti, diciamo, a fare semplicemente i burocrati per la stragrande maggioranza del tempo. I ragazzi, quelli che vengono a frequentare anche negli ospedali, che fanno i corsi e che propedeutici quello che è l'attività sul territorio, che parte anche da quella che è l'attività ospedaliera, sono pieni di entusiasmo, sono tecnologici, ma vogliono anche fare i medici sul territorio come rinnovo di categoria, e quindi hanno delle caratteristiche di poter avere del più tempo per i pazienti. Questa è la richiesta che, come rappresentante istituzionale, mi sento fare, come il sindaco che saluto, diciamo, si è preso anche, diciamo, questo carico di rispondere alle richieste dei cittadini del suo paese, in cui è conosciuto e cui risponde in diretta. Mentre molte volte le richieste si perdono in palazzi molto distanti, di cui parlava lei Mirella, per quanto riguarda la cosiddetta programmazione, e lì vengono fuori delle spinte politiche o delle ondate di opinioni che sono difficilmente comprensibili per chi come noi vive poi a contatto con i cittadini. Abbiamo Maurizio da Consalve, veloce Maurizio, ciao! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Vorrei aggiungere una cosa, non so se sia d'accordo anche il dottore presente, il professore. Allora, quello che io voglio dire, Mirella, che da qualche anno a questa parte che ce ne stiamo accorgendo che la sanità non funziona in tutti i vari settori, nel senso che uno per fare una visita deve aspettare 1 anno, 2 o 3. Allora, io dico una cosa, il primo ente che deve appoggiare, diciamo, l'ASL e la sanità dovrebbe essere la Regione Veneto, perché i soldi ci sono, ma vengono gestiti male. E naturalmente per la pista da bob i soldi vengono spesi. Per quanto riguarda nella sanità non viene speso nessun centesimo per cercare di agevolare le persone che devono farsi le visite. Io la vedo così, dopo non lo so. Vi auguro una buona giornata, ciao Mirella, attendo la risposta dal dottore. Sì, grazie Maurizio. Prima di rispondere al nostro Maurizio Consello vorrei passare la parola anche alla dottoressa Ilaria Postal, perché la dottoressa vive in Trentino Alto Adige, perciò regione autonoma, ma da come si è espressa mi sembra che anche là non si sia investito molto su quella che è veramente la necessità del territorio per la salute, e soprattutto poi spieghiamo anche com'è la situazione di i ragazzi che soffrono di hikikomori, molti non lo sanno ma ce ne sono veramente tanti e non si riesce veramente a dare risposte, e se questi ragazzi peggiorano diventa un problema non per loro ma per la famiglia, per tutti quanti, veramente un problema. Sono ragazzi giovani che andrebbero veramente curati nel migliore perché sono giovanissimi a volte. Prego dottoressa. Allora, velocemente sì, in Trentino, essendo provincia autonoma, ovviamente abbiamo una gestione diversa, però credo che sia anche frutto di alcuni cambiamenti. Prima si parlava della tecnologia, della burocrazia, nuove richieste, in più appunto dal punto di vista psicologico e psichiatrico abbiamo anche più numeri. Quindi forse è un po' da ripensare e da ritrovare quello che è anche il senso della comunità, delle microcomunità. Mi piaceva questa idea di questa casa di cura dove ci sono diversi professionisti che rispondono collegialmente al bisogno del cittadino, mi piace molto. Per quanto riguarda i ragazzi ritirati, è stata fatta una ricerca dal progetto COPE finanziato da fondi europei, adesso anche dalla provincia, dove si è visto che i NEET, che sono i ragazzi che non sono attivi, non studiano, non lavorano, e praticamente dai 13 anni ai 30 anni sono uno su 3. Quindi 1 su 3 non sta facendo, non sta producendo, non sta studiando, non è attivo.
Di questi molti appartengono al fenomeno degli hikikomori, cioè i ragazzi che proprio si ritirano socialmente. E i numeri sono molto, non ci sono ancora stime ufficiali, però si parla di centinaia di migliaia di ragazzi in Italia. Il problema è che questo, secondo me, sta un po' portando un allarme di un certo tipo, nel senso che finché il disagio, se una persona sta bene, non procede con la propria vita, quando una persona non sta bene comincia a manifestare il disagio in vari modi. Quando ci sono molti ragazzi che manifestano questo disagio e questa difficoltà, forse anche qui serve una risposta collegiale. Ho appena ottenuto una formazione in un liceo dove c'erano diversi docenti, diversi professori della secondaria di secondo grado, e anche la scuola si sta ponendo diverse domande, però io mi rendo conto che se ciascuno pone il proprio punto di vista, la propria risorsa, si può rispondere in modo fattivo e utile, dalla famiglia alla scuola, i vari professionisti sanitari, la politica, quindi con le scelte che può fare. E questo si riaggancia a quello che è stato detto, perché la sanità in fin dei conti ha a che fare col benessere a 360 gradi. E quindi credo che sia proprio un tema anche di trasformazione. Abbiamo bisogno di risposte forse un po' diverse, e io sono convinta che molti giovani, come ha detto il dottore prima, hanno voglia, si rendono conto, hanno idee. Chiaro che su strutture molto strutturate, così ripetiamo, andiamo un po' nella ripetizione. Cominciare a cambiare diventa a volte un po' complesso, però anche qui la risposta, cioè creare la comunità che può essere la rete di professionisti, ma tutta la comunità attiva, forse può essere una risposta, un tornare a una risorsa che secondo me è fondamentale per il benessere, che sta mancando e che penso sia anche una delle fonti del disagio psicoemotivo, non solo dei giovani ma anche degli adulti, il tema della solitudine per esempio. Allora, io adesso passerei, dopo sentiamo anche la risposta del dottor Leoni a Maurizio da Consalve, però adesso passerei al sindaco Daniele Dalanese. Perché? Perché c'è una cosa che non riesco a capire. Io ieri avevo il presidente del CONI della Regione Veneto, dottor Ponchio, e avevo il presidente degli albergatori di Treviso, Ker, il quale Ker e sia Pont che anch'io abbiamo capito che se ci fosse un tavolo, e qua lo dico a lei sindaco perché rappresenta in questo momento i sindaci, dove una volta alla settimana, ogni 15 giorni, vi incontrate con gli addetti ai lavori, ma quelli seri, quelli che ci sono e che fanno, quelli che hanno idee, forse, come dice la dottoressa, un po' ognuno qualcosa salterebbe fuori. Invece noi ci ritroviamo che vi riunite da soli, non riuscite molte volte, parlo in generale naturalmente, a risolvere il problema perché non siete nel pezzo, gli assessori non sono nel pezzo, non possono essere in grado di dire qualcosa se non hanno studiato la materia e non sono competenti. Tanto è vero che manca la competenza all'interno della politica che tutto il popolo italiano vorrebbe. E forse facendo questi tavoli, come dice giustamente ieri, se lo sport, il presidente dello sport incontra Kerr gli alberghi e capiscono che nonostante tutto quello che si è detto e si è fatto nel 2024 con le Olimpiadi alle porte non abbiamo ancora gli alberghi pronti, giustamente Kerr dice: se io fossi stato invitato a qualche tavolo qualche volta forse questo problema si sarebbe discusso almeno. Invece c'è il silenzio, perché ognuno è bravo, ognuno faccio da solo, ma da solo non si va in nessuna parte. Tanto è vero che siete riusciti a fare riunione dei sindaci, perché avete capito che sennò non ce n'era per nessuno, ma nonostante questo non riusciamo ad avere risposte noi cittadini. Voi ci mettete la buona volontà, però manca un qualcosa, manca quel tavolo fatto da tante, come dice la dottoressa, posta realtà, che può essere Leoni per la sanità, la dottoressa
come psicologi, nel senso di aiutare queste fragilità, parlo della dottoressa ma parlo in generale, ecco, le persone competenti che la sicurezza, perché io vedo anche quando si riuniscono dal prefetto, sono i soliti noti, ma alla fine, quando poi ritorna sera, noi ci ritroviamo con gli stessi problemi che abbiamo avuto il mattino, il giorno prima, perché non si riescono a risolvere. Le forze dell'ordine non ci sono, perché non ci sono, però quando ci sono le partite di calcio ci sono. Ecco, vediamo anche degli idranti, ecco, forse questi idranti se fossero impiegati anche sul fango che abbiamo in questi giorni forse sarebbe meglio, perché io non li vedo, vedo però gli idranti adoperati fuori degli stadi, cioè mi dica se sbaglio, ma idranti per pulire le strade dove c'è il fango che incombe è terribile, non li vedo, cioè capisci che quello a casa dice ma cosa ci stanno raccontando e cosa stiamo vedendo? Prego Sindaco. Ma lei ha ragione, premetto che ha ragione e molte volte io almeno, essendo sindaco anche di un comune molto piccolo, tante volte quando rifletto dico mi sento un po' lasciato solo, no? Certe volte, però forse questa è anche una motivazione, no? Per tirare ancora di più e per cercare di assecondare i miei cittadini. Quello che lei dice è giusto, sarebbe molto utile fare più frequentemente queste riunioni, ma aperte a tanti soggetti, no? Non solo quelli istituzionali che sono... O gli amici degli amici. Esatto. È importante, io nel mio piccolo paese faccio frequenti riunioni, perché il principio è lo stesso, no? Con le associazioni, con i rappresentanti anche banalmente anche dei genitori, delle scuole, perché sono convinto che le idee di tutti portano poi ad una sintesi importante, no? E ci si aiuta, si collabora. A livello istituzionale la cosa è un po' più complessa, perché riunire, questo purtroppo glielo dico con certezza, riunire tanti soggetti istituzionali a dei tavoli è molto complesso, per tanti motivi, non solo politici, anche di impegni istituzionali. Chiaro che questa è una buona idea e infatti nelle poche occasioni che ci troviamo nascono sempre delle buone idee. E poi ognuno di noi le fa proprie e le porta avanti anche non solo, anche se non sono riconosciute ufficialmente. Per fare un esempio, e questo trovo una cosa interessante, stanno per esempio partendo adesso a livello, visto che oggi parliamo di sanità, stanno partendo ufficialmente ad esempio, almeno nella provincia di Treviso, le ATS, i nuovi ambiti territoriali sociali, che sostanzialmente sono quello che ha detto lei, cioè sono un raggruppamento di soggetti che in qualche modo seguono sia istituzionalmente ma anche concretamente la sanità e nei quali anch'io, insomma noi ci troviamo frequentemente. La cosa è stata molto più importante dopo il Covid, nelle quali si discute di tutti questi problemi. E quindi, ad esempio, questa è una buona occasione per fare sintesi. La stessa cosa sta partendo, per esempio, per la protezione civile, si parlava di emergenze poco fa. E queste sono la provincia di Treviso e il Veneto, da questo punto di vista, sono pionieri. E queste sono occasioni importanti per discutere queste cose. Portano dei frutti sicuramente. Dottor Leone, rispondiamo anche al nostro Maurizio da Conserve, dopo cosa vuole aggiungere a quello che è stato detto sia dalla dottoressa Postal che dal sindaco Dalanese? Allora, è un problema di opinioni politiche, dove si fanno gli investimenti, perché chiaramente la pista di bob ha degli interessi collegati, di rappresentanza, di sport, col CONI, quello si vuole. La sanità è un impegno di tipo sociale che praticamente è un impegno a perdere, perché quello che tu investi in sanità ti ritorna in termini di salute, quindi non hai un interesse commerciale o che interessa altri soggetti. È un interesse sociale. Noi siamo patria di Tina Anselmi, no, la riforma del sistema sanitario nazionale, che ha fatto un enorme sforzo per equiparare i cittadini davanti al diritto alla salute, che è un diritto costituzionale. In questa traccia dobbiamo continuare. Poi è chiaro che i decisori che danno poi i soldi che prendono con le nostre tasse del nostro lavoro e decidono gli investimenti hanno degli altri equilibri, delle altre idee. Però
l'investimento in termini di salute a livello nazionale in Italia, sappiatelo, è ai più bassi livelli in Europa e senza soldi è difficile riuscire ad avere dei grandi risultati. Per quanto riguarda poi la problematica di Comori e in generale quella che è l'involuzione dei giovani, i giovani, soprattutto anche qui nel Veneto, che sono cresciuti nell'ambito di asili, parrocchie, scuole, situazioni di aggregazione sociale, soprattutto nei paesi fuori dalla città, nei paesi, nelle campagne dove c'è un tessuto clamorosamente sano di gente che segue assolutamente i principi dei propri genitori, dei propri antenati, di gente, lavoratori, quello che è il tessuto sociale nostro poi alla fine, la realtà, diciamo, il sindaco di Rizzone Piave capisce bene insomma di cui io sto parlando. Solo secondo, non solo il mio parere, ma quello che ho letto, e la dottoressa poi può confermare o meno, in questo momento in contrasto sono invasi da un altro tipo di società, la società che arriva attraverso il cellulare, soprattutto il computer, ma il microcellulare, diciamo il telefono che tengono accesi molte volte di notte, per cui c'è anche il fenomeno del bumping, diciamo di questi ragazzi che arrivano a scuola distrutti perché molte volte nella loro cameretta passano la notte a girare su internet e hanno delle immagini di universi, dimensioni a loro forse più piacevoli, completamente diverse dalla loro vita reale, in cui loro magari dopo ci si tuffano perché si trovano bene, poi la mattina devono andare a scuola o al lavoro e trovano una realtà completamente diversa. Quindi sono diseducati perché vengono immersi in un mondo che non esiste in realtà, un mondo fittizio, tipo con un interesse commerciale lì alla base mostruoso, e trovano la loro realtà di tutti i giorni più povera, meno piacevole, e su questi molti si scompensano perché bisogna avere sempre la possibilità, una guida da parte dei genitori, sulle scuole, di poter seguire quella che la tecnologia moderna ha messo alla portata di tutti, che però ha alla base anche un interesse deviato per guadagnare dei soldi e per portare i giovani su cose che molte volte li distolgono da quello che è la loro realtà, che devono costruirsi poi col loro lavoro, col loro studio, che è una situazione molto più dura, ma è la realtà, giorno dopo giorno. Allora, dottoressa, visto che è stata chiamata in causa la dottoressa Postal, la mia domanda è anche questa. Forse stiamo dando troppo a questi ragazzi e se non ce l'hanno se lo procurano, perché la realtà, gli esempi che vedono sono questi. Non mi sembra che vedano degli esempi molto positivi anche su quello che è un percorso anche nel mondo del volontariato. Io è anni che dico, dottoressa, che forse dobbiamo cambiare anche il mondo del volontariato, come approcciarsi con loro, perché loro sono un po' stanchi delle lezioncine in classe, loro vogliono essere protagonisti, vogliono essere intrigati. Io è da anni che dico che forse i centri estivi andrebbero fatti da questi ragazzi gratuitamente dopo la scuola, non a pagamento, perché ormai è tutto a pagamento, come si faceva una volta, il grande che accudiva il piccolo, certo. Naturalmente con qualche educatore, non dico mica di no, ma non può essere che ormai se vuoi qualcosa paghi. E non può neanche essere che questi ragazzi non vengono ascoltati, perché anche all'interno della scuola ci dovrebbero essere dei momenti di ascolto. Io mi ricordo quella ragazza che sono stata invitata su un istituto di Treviso, scolastico anche importante, ce n'erano pochissimi di ragazzi, erano tutti addetti ai lavori di una certa età, e qua la dice lunga. A un certo momento questa ragazza si è alzata, finalmente ha detto: io chiedo agli insegnanti di ascoltarci di più, perché ognuno di noi ha qualcosa da dire. Ecco, ascoltateci di più. Lei capisce che io quando ho sentito questo sono andata ad abbracciarla nella disperazione della direttrice, perché nessuno ha battuto le mani, come se questa ragazza avesse chiesto la luna o avesse chiesto qualcosa che non andava bene. E invece ha detto semplicemente: ascoltateci. È l'ascolto che manca, ma se manca in casa e manca anche nella scuola, perché ormai gli insegnanti sono terrorizzati da 4 bulletti che si lasciano fare, perché tanto qual è il problema? Qual è il problema che avrò anche se mi comporto male, se vado sopra le righe? E questa scuola comincia a essere stretta a quei ragazzi anche che avrebbero voglia di fare, e magari molti talmente fragili si chiudono e non escono più di casa,
perché hanno paura del bullo, Certo. hanno paura dell'insegnante, Giusto. hanno paura della scuola in generale. I genitori non riescono a capire, delle volte anche genitori troppo violenti non riescono a capire invece che c'è un disagio che deve essere curato subito. Cosa dice, dottoressa? Forse dobbiamo ascoltare di più e forse questa solitudine che non riguarda solo il giovane ma anche il diversamente giovane, forse potremmo eliminarla. Prego. Allora, anch'io ho riscontrato direttamente dai ragazzi questa necessità, e spesso i ragazzi che protestano di più sono quelli che in realtà hanno molto da dire. E ha parlato di molte cose proprio perché è un tema, il disagio giovanile è un tema molto complesso. Diciamo che la società sta cambiando a una velocità pazzesca. Una volta c'era il salto generazionale, adesso da genitori a figli ci sono magari già dei salti nel mezzo, e quindi c'è un tema secondo me di comunicazione che comincia a essere un po' difficile, e tutti quelli che erano i riferimenti sociali, i contenitori sociali stanno un po' o saltando o si stanno modificando, quindi la famiglia è cambiata, la scuola fatica a cambiare su queste richieste, i ragazzi, qui c'è il tema dei device. Io credo che dovremmo vederli come degli strumenti. Gli strumenti di per sé non sono né buoni né cattivi, dipende dall'uso che se ne fa. Però adesso comincia a esserci una discreta letteratura che ci dà delle indicazioni dai campi magnetici, quindi i bambini piccoli non dovrebbero utilizzare i telefoni per dei problemi proprio di assorbimento, eccetera, per un tema di attenzione. Chiaro che se io mi abituo, soprattutto in una fase evolutiva dove il mio cervello taglia quello che non viene utilizzato e lo abituo ad avere uno stimolo molto veloce, di botta e risposta molto veloce con poco approfondimento, la mia attenzione si abituerà ad essere anche di un certo tipo. Credo anche che però spesso e volentieri questi siano il ricorrere al telefono e al computer eccetera sia una risposta a una mancanza di relazione sociale. Nella solitudine io posso comunque sentirmi parte di un qualcosa ed è filtrato, mi sento più sicuro. Poi c'è un altro tema che intanto ci dimentichiamo, che non siamo ci definiamo animali sociali, abbiamo bisogno della relazione ed abbiamo un corpo che ha bisogno, anche a livello neurofisiologico, di attivare o disattivare determinati processi che tra l'altro hanno a che fare anche con l'apprendimento. Grazie dottoressa, devo andare assolutamente in pubblicità. So che il sindaco Daniele Dalanese vuole replicare a questi due ospiti che abbiamo questa mattina, perché concorda molto con quello che hanno detto, anzi ha detto sono veramente bravi. Prego, sì, sindaco. Sì, esatto, volevo intanto congratularmi con i due medici che sono collegati, perché sono molto bravi e, come appunto dicevo un attimo fa, concordo pienamente con quello che dicono loro. Io volevo un po' rincarare un po' la dose dicendo che, secondo me almeno, il concetto di fondo è che la nostra società si evolve in modo velocissimo, in particolare il mondo dei giovani, e purtroppo contestualmente, io parlo adesso da sindaco, le istituzioni e le procedure istituzionali e gli enti istituzionali deputati per seguire questi problemi non seguono questo andamento, quindi sono molto rigidi secondo me e non si evolvono nella stessa velocità con cui si evolve la società. Questo crea dei problemi, crea dei vincoli, no? Crea delle rigidità che purtroppo non siamo in grado con gli strumenti che abbiamo in mano oggi di superare. Concordo perfettamente con loro quando dicono che i ragazzi vivono dei disagi nuovi, particolari, non quelli diciamo storici di una volta, legati per esempio alla tecnologia, ai device, a quello che vedono su tutti i social, che sono strumenti molto democratici ma molto pericolosi, no? Se non gestiti bene. E questi malumori, questi disagi devono essere intercettati in qualche modo. Ne parlavamo un attimo fa, io nel mio piccolo comune, grazie anche a, come dicevamo prima, no,
gli incontri che facciamo periodicamente con i genitori, con i rappresentanti dei genitori, ieri sera abbiamo avuto uno molto importante, cerchiamo di capire questi disagi e da circa 3 anni, se non ricordo male, come comune abbiamo finanziato un progetto importante che, tra le tante cose che ha quando appunto arriva a scuola, ha anche degli sportelli di ascolto. E abbiamo messo un psicopedagogista e un psicologo infantile a disposizione delle strutture scolastiche durante l'orario scolastico per ascoltare le problematiche dei ragazzi. I ragazzi, in modo molto amichevole e in modo anche anonimo, si confrontano con questi due tecnici, diciamo, e gli spiegano quali sono i loro problemi. Abbiamo avuto degli importanti risultati, non lo nascondo. Ripeto, il mio comune è molto piccolo, per amor di Dio, però il principio è lo stesso, si può applicare anche in grande scala. Quindi sono perfettamente d'accordo con loro quando dicono che i giovani vanno veramente seguiti con molta come dire, anche delicatezza, no? E mi dispiace che quella parte buona dei giovani e anche dei genitori venga sempre messa purtroppo al giorno d'oggi in secondo piano rispetto invece a quelle poche mele marce che poi rovinano tutto il contesto. Questo sì, questo dispiace. Dottor Leoni, ecco un'altra domanda che volevo farle, ormai siamo quasi in chiusura. Cos'è che la preoccupa di più? Perché noi continuiamo a vedere questi medici che scioperano, gli infermieri, c'è qualcosa che non va? Secondo lei c'è un ascolto, la voglia di ascoltare, oppure siamo su un binario unico dove è difficile arrivare a destinazione? Prego. La cosa che mi preoccupa maggiormente è la carenza di interesse per quanto riguarda le cose difficili. Cioè noi abbiamo un drastico calo di quelle che sono le domande, con un sacco di posti a disposizione per le specializzazioni in medicina d'urgenza, ma anche in anestesia e rianimazione, ma anche in chirurgia, ma anche in medicina interna, in quelle specialità in cui abbiamo un impatto importante per quanto riguarda il carico di lavoro e delle retribuzioni che sono a livello più basso, inoltre anche una bassa possibilità di fare integrazioni con le visite private, perché sei dedicato a un certo tipo di attività, come quelli che si dedicano a fare i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia, tutte quante le professioni di interesse sociale, di aiuto. Per quanto riguarda i nuovi giovani, diciamo che quelli che si laureano non seguono né la medicina del territorio, rimangono i posti vuoti, e non seguono neanche questo tipo di specializzazioni. Ma noi abbiamo bisogno di queste persone, tutti quanti noi ne abbiamo bisogno. Io ne ho bisogno, chi si ascolta ha bisogno, perché poi di notte e festivi hai bisogno di queste persone qua, e chissà perché hanno scelto di fare i turnisti, cioè di lavorare anche di notte e essere reperibili. Dobbiamo incentivare e migliorare gli stipendi a queste persone qui, perché alla fine il discorso è questo, d'accordo? Se tu fai un lavoro più pesante devi essere pagato anche di più, se no le persone a parità di retribuzione sceglieranno delle cose differenti. Alcuni saranno anche agitati da uno spirito idealistico, magari all'inizio, ma poi molti in questo periodo, sono dati regionali, abbandonano sui 40-50 anni prima della pensione, molto distante dalle pensioni, e scelgono le attività più semplicemente tranquille. Questo mi preoccupa molto. Dottor Leoni, io ho avuto dei direttori generali i quali hanno detto tranquillamente: guai se non ci fosse la sanità privata convenzionata con la pubblica. Noi abbiamo bisogno di questo, non si può più tornare indietro, abbiamo necessità di fare questo, pubblico e privato assieme convenzionato. Lei cosa ne pensa? Beh, il pubblico e il privato nel Veneto vivono abbastanza bene, perché il privato, si intende privato convenzionato, meno privato puro, intanto ha una responsabilità economica che vede la Lombardia. I grandi gruppi sono lombardi che sono venuti qua nel Veneto, poi ci sono un po' di gruppi del Veneto, ma prevalentemente è così. E poi ha un tipo di attività ben delimitata in ambiti che sono molto richiesti e hanno una bassa necessità tecnologica, cataratte, riabilitazione e quant'altro. Però il problema è che il sistema sanitario nazionale cura indistintamente persone che hanno grosse problematiche, malattie rare,
trapianti, situazioni che non sono del privato convenzionato, che dà un certo tipo di risposta su situazioni generalmente nel Veneto di bassa e media intensità, come carico di lavoro e anche tecnologico. Però il pubblico serve per tutti quanti i pazienti polipatologici, cronici, acutizzati, quelli che non hanno possibilità finanziarie, diciamo, che il carico di sociale, che è un carico che ci teniamo sulle spalle tutti quanti noi con i nostri contributi, che è un dovere rispetto alle persone che sono invecchiate, sono più anziane, hanno più malattie, è un dovere per tutti noi sostenerli, e questo lo dà solo il sistema sanitario pubblico. Avete capito quello che ha spiegato molto bene, vedo che il sindaco è d'accordo col dottor Leoni di questa spiegazione. Dottoressa Postal, invece lei come vede la situazione anche da voi pubblico-privato, queste convenzioni, ma poi le grandi operazioni, gli interventi si fanno nel pubblico, non nel privato, e là cade il pero, perché se non abbiamo la possibilità di farlo, perché abbiamo delle liste d'attesa incredibili, c'è qualcosa che non gira. Ecco, vogliamo sapere anche in Trentino Alto Adige come funziona, dottoressa Postal. Sì, allora io non ho i dati aggiornati e raffinati su questa questione, però per quanto ne so funziona e stanno aprendo diverse convenzioni, però effettivamente il tema poi su quanto poi una struttura del genere possa sopperire a quello che per esempio un ospedale può fare. Ovviamente sono risorse diverse e possibilità di intervento diverse. Non so se questo implicherà che si andrà incontro a una suddivisione proprio dei compiti, dove appunto la sanità pubblica si dedicherà più a interventi di un certo tipo e magari delegherà invece ai convenzionati gli interventi non urgenti e quant'altro. Questo c'è chiaramente, come dicevate prima, il tema della spesa pubblica, sia come reinvestimento che come proprio fondi presenti, e su quello purtroppo poi si prendono tutte le decisioni del caso, perché poi la spesa pubblica è un tema, voglio dire, ha un peso notevole. Senta, dottoressa Postal, sono i sindaci anche molto preoccupati per questi giovani, pochi, che però tengono in scacco le forze dell'ordine, i sindaci, ecco, le scuole, gli insegnanti, i cittadini, specialmente diversamente giovani, che hanno paura di uscire alle 5 del pomeriggio perché chissà cosa mi capita. Ecco, come vede la situazione? Ecco, che consiglio oppure qualche proposta che vorrebbe fare? Perché non si può continuare con pochi esempi negativi che riescono ad avere una visibilità incredibile, senza vedere invece che è un mondo di giovani invece vera che sta anche manifestando, come dice lei, mettendoci la faccia per un ambiente migliore. Ecco, noi vediamo questi esempi che riescono ad avere la massima visibilità e sono esempi devastanti poi per le fragilità. Prego, dottoressa. Sì, credo che sia l'emergere di una complessità, nel senso che a livello sociale vengono proposte e portate avanti, pubblicizzate dei ruoli, delle immagini, delle figure che in realtà portano in auge certi comportamenti. Ora siamo proprio in un momento di grande cambiamento, secondo me, e comprendere questi ragazzi non è così semplice, perché utilizzano dei sistemi comunicativi e dei sistemi di scambio valoriali che ovviamente noi facciamo fatica a comprendere, e quando c'è un grande cambiamento c'è sempre un periodo di grande confusione. Quello che mi verrebbe da dire è tornare, come dicevo, alla comunità, la gente che si conosce, che si dà una mano, che si capisce chi può fare cosa, la scuola che non è solo la scuola, che si fa carico di cose che magari non sono magari pertinenti della scuola, che ne ha già abbastanza, aiutare le famiglie, tra famiglie, come comunità, i ragazzi, magari aprire, ci sono tanti pensieri che stiamo facendo anche con le scuole, aprire magari il pomeriggio delle scuole, con possibilità di avere degli spazi dove condividere passioni, idee, percorsi, aiuti. Il problema, secondo me, è che noi siamo in un momento di confusione, perché siamo in un momento di grandissimo cambiamento. Sono saltati praticamente tutti i riferimenti stabili che abbiamo sempre avuto culturali, quindi si fa fatica a comprendere, e i ragazzi nella fragilità spesso
trovano conforto nel poter assumere un'immagine di che li fa sentire. Prego? Supereroe. Sì, in realtà nascondono una grandissima fragilità. Io ho conosciuto molti ragazzi in alcune scuole che erano quelli che vengono considerati i peggiori, e nel momento in cui si sentivano ascoltati in realtà parlavano di una serie di fragilità, di paure, ma anche di pensieri, di idee, per esempio sul lavoro, sul futuro, sulla formazione, che magari a noi non vengono neanche in mente. Secondo me tutto questo è anche frutto di uno scollamento, e si fa fatica perché la risposta che viene da dare ovviamente è quella della severità, e a volte è un po' buttare anche benzina sul fuoco. Non è semplice, sono temi molto complessi e ogni caso poi va considerato. Credo che però, lo ripeto perché per me ci credo molto e credo che sia molto importante, la risposta collettiva fa la grande differenza. Certo. Sono perfettamente d'accordo, dottoressa Postal. Vedo anche il sindaco che anche lui è d'accordo come Mirella, e penso anche il dottor Leoni. Il problema è che dobbiamo iniziare a fare squadra noi, andarceli a prendere e vedere ognuno quello che può dare, no, obbligarlo a fare, può dare, cosa vuole fare, dove vuole arrivare, qual è il suo obiettivo. Cosa dice il sindaco? Sì, io aggiungo anche un altro dettaglio. Aggiungo anche che, e parlo anche da genitore, insomma, non solo da sindaco, che anche noi genitori comunque dobbiamo fare la nostra parte. Credo sia la parte più importante, al di là di tutto, no? Prima delle istituzioni, perché la famiglia è la prima cosa. Dobbiamo stare di più e con migliore qualità con i nostri figli. Io vedo che anche quei casi che abbiamo anche noi, insomma, di bulli, no? Di bulletti che girano e combinano guai e che hanno comunque un ritorno di immagine notevole, purtroppo, hanno comunque dietro delle famiglie con disagi sociali in qualche modo, che però non vengono mai affrontati. Quindi fare finta di niente, lasciare là non risolve niente, anzi crea un problema ancora più grande. Quindi credo che anche le famiglie debbano comunque ripensare, no? Ricalibrare anche il modo di rapportarsi con i figli a fronte di quello che è stato detto fino adesso. Se secondo me i genitori prendono atto, no? che ci sono dei problemi, perché questo è un po' lo scoglio più importante, ammettere che ci sono dei problemi. Nel momento in cui ammettiamo che abbiamo dei problemi, si possono anche risolvere. Penso che anche questo sindaco sta dicendo e sta facendo anche qualcosa che deve essere obbligatoriamente fatto, che è l'ascolto di più persone, di più associazioni. Ne abbiamo tante, dobbiamo ascoltarle, non dividerle, non mandare avanti quelle che politicamente sono supportate, ma ascoltare anche quelle che non sono supportate e che magari hanno qualcosa da dire più degli altri. Non possiamo essere sempre in campagna elettorale, assolutamente. Abbiamo Bruna da Verona, poi salutiamo gli ospiti. Vai Bruna. Buongiorno. Volevo chiedere una cosa, non so se sono nel posto giusto. Allora, fra tutte queste cose che richiedono i migranti, la cittadinanza, questo, quello, quell'altro, st'altro, non ho mai capito bene una cosa: quale sarà la loro religione e regola di vita? Sarà come in Italia, che la regola è la legge italiana, o sarà per loro il Corano? Questa è una richiesta di sapere di Bruna. Ecco, vediamo se risponde la dottoressa Postal. Dottoressa? Ho perso la connessione, mi può ripetere la domanda cortesemente? Vuole sapere un domani che queste persone che vengono da altri paesi riescono ad avere la cittadinanza italiana. Bruna vuole sapere che religione terranno, se è cristiana, musulmana. Ecco, pensate che problemi a Bruna, prego. E lì sarà una questione di maggioranza, ovviamente. Come dicevo, siamo in un grandissimo cambiamento. E quando le cose cambiano ci sentiamo tutti molto più fragili. Il problema è che non sono preparati, specialmente molti diversamente giovani. I giovani sono preparati. Io ho il problema con i diversamente giovani che ancora vedono il colore della pelle diverso
e specialmente il colore nero dà molto fastidio. Ecco, dà più fastidio il nero che il giallo, glielo dico apertamente, anche se quello che fa paura ma è più il giallo che il nero, però questo colore molti, sento dalle telefonate, caro sindaco, anche nel nostro territorio questo profondo nord ha qualcosa da rivedere. Grazie, grazie. Dottor Leoni, come ci saluta? Un ringraziamento per tutta quanta l'attenzione, diciamo, a quelli che sono le minoranze silenziose, come fai tu Mirella, per quelli che lavorano, che tengono duro, che vanno avanti la baracca, rispetto che sono l'assoluta maggioranza, che è un pensiero positivo da questo punto di vista. Il tessuto sociale tiene duro ancora, deve avere risposte adeguate da chi ha poi doveri istituzionali. Sentiamo come ci saluta il sindaco. Ma anch'io concordo con loro, come ho concordato su tutto quello che è stato detto stamattina. Grazie per darti la possibilità di affrontare questi temi che solitamente magari in prima serata, diciamo così, non vengono affrontati, ma che però sono molto importanti e che sono come dire, fondamentali da risolvere, perché altrimenti tutto quello che viene dopo in cascata non fila liscio. Grazie anche alla dottoressa Ilaria Postà, coordinatrice Chico Mori Italia, psicologi per il Trentino Alto Adige. Grazie al dottor Giovanni Leoni, segretario regionale Confederazione Italiana Medici Ospedalieri, e grazie a Daniele Dell'Enese, sindaco Genson di Piave, secondo mandato civica. Grazie e pubblicità. Altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Alvise Montanari, specializzando in chirurgia plastica. Grazie dottor Montanari di essere qui. Saluto anche il dottor il dottor Sergio Rosato, esperto di politica del lavoro. Grazie anche a lei dottor Rosato di essere qui. Pensate che in politica del lavoro ce la spieghi bene, perché siamo in stato confusionale, dottor Rosato. Qual è la politica del lavoro in Italia? Allora io partirei proprio dal dottor Rosato. Allora, dottor Rosato, prima abbiamo parlato anche col dottor Giovanni Leoni, che è segretario Confederazione Italiana Medici Ospedalieri, che purtroppo le cose non vanno bene. Tante strutture, poche persone, non retribuite nella maniera giusta. Cosa ci dice, dottor Rosato? Il comparto sanità e assistenza anche sociosanitaria ha una grave carenza di personale, è sottodimensionato rispetto ai bisogni che aumentano in maniera esponenziale per due ragioni. Uno, l'allungamento dell'età, quindi l'invecchiamento della popolazione, e secondo anche il fatto che quella rete su cui si scaricava gran parte dell'assistenza, che era la rete familiare, non regge più a questo compito, sia perché è cambiata anche, non ci sono più le donne a casa disoccupate che si occupavano dei genitori, eccetera, e anche perché è molto costoso, e anche perché l'ausilio dei servizi esterni che dovrebbero supportare questa incombenza è molto insufficiente e inefficace anche. Allora, dottor Montanari, lei invece è un esempio diverso, un giovane specializzando che ha scelto la chirurgia plastica come percorso. E come vede questi giovani che vanno all'estero? Abbiamo dei numeri impressionanti, lei invece è riuscito a capire che forse si può rimanere anche in Italia, ma non è così semplice, l'ha detto anche il dottor Rosato, l'ha detto anche il dottor Leoni, bisogna retribuire di più questi medici, ecco, bisogna farli anche respirare di più, perché veramente avete dei turni che sono massacranti, voi a casa non vi rendete conto, perché ecco, ho ricevuto una telefonata, sono sempre al bar, ecco, io vorrei che questa telefonata di questa signora Mari andasse a vedere veramente, perché qualcuno va anche al bar, ecco, a prendersi un caffè. Prego, dottor Assolutamente, Montanari. lei ha toccato proprio un nervo scoperto, perché noi in Italia abbiamo un ottimo sistema sanitario, ne siamo fieri, questa assistenza sanitaria universale e gratuita, però effettivamente poi quando ci guardiamo attorno c'è ancora questa considerazione che il medico magari comunque è uno che
qualche modo ce l'ha fatta, che ha un buono stipendio, ma noi appena ci guardiamo attorno in Europa e guardiamo i nostri vicini, che possono essere Germania, Francia, Svizzera, effettivamente vediamo che ci sono delle retribuzioni molto molto diverse, e quindi io personalmente conosco tantissimi miei compagni di università o amici delle superiori che effettivamente dopo aver fatto la laurea o anche hanno terminato la laurea all'estero per cercare appunto una carriera meglio retribuita sostanzialmente. E questo effettivamente si vede anche appunto nel sistema sanitario, cioè in modo particolare anche nella mia specialità, che è la chirurgia plastica, che quindi è anche una di quelle che diciamo ha una buona fetta e promette una buona retribuzione nel privato. C'è una costante fuga dal sistema sanitario nazionale al privato. Per le specialità ci sono alcune specialità, non tanto la mia chirurgia plastica, una di quelle diciamo più appetibili, più ricercate, però altre come ad esempio la medicina d'urgenza, che praticamente a fronte di un certo numero di posti la metà vanno vuoti per l'accesso in specialità. E questo perché? Perché a fronte di turni massacranti ci sono sia una retribuzione diciamo non consona, e poi anche l'esposizione a certi rischi, vediamo appunto le aggressioni che ci sono ai medici, e quindi effettivamente purtroppo sì, devo confermare che per quanto ci sia chi rimane qui è sempre una scelta diciamo sempre più difficile. Dottor Rosato, come commenta le parole del dottor Montanari? Guardi, sicuramente sono, come dire, inappuntabili, e questo lo sentiamo tutti i giorni anche dalla cronaca, eccetera. Ecco, però devo dire che ci sono molti anche aspetti, se si vanno ad approfondire, che in qualche modo indirizzano anche verso altri ragionamenti. Cerco di essere semplice e chiaro. Se noi vediamo il rapporto numerico tra medici e popolazione, in Italia non siamo messi male. Quello che manca effettivamente e che invece è molto carente è il personale infermieristico specializzato, altri tecnici, eccetera. Perché noi abbiamo sempre fatto una politica sanitaria in cui diciamo se non interviene il medico il paziente non si fida, mentre tutte le altre sanità pubbliche hanno un diverso rapporto tra medici e personale infermieristico, ausiliario, eccetera. Fatto sta che in Italia siamo carenti soprattutto in quello, però queste attività non sono appetibili per i nostri giovani, non sono considerate diciamo uno sbocco occupazionale confacente con le proprie aspirazioni, sono ovviamente poco pagate, sono ovviamente anche molto disagiate, faticose, eccetera. Ecco, i medici hanno ragione, però se vogliamo individuare una priorità bisognerebbe dare priorità a questo discorso che sto facendo io. E chi è che deve dare questa priorità, dottor Rosato? C'è sempre qualcuno che passa il cerino a Roma. No, allora spieghiamo bene com'è la situazione, perché lei parla di priorità, ma le priorità si danno, bisogna anche investire, no, per dare le priorità, perché se non investi come fai a dare la priorità? Allora cominciamo anche a parlare di chi dovrebbe fare questo. Prego, dottor Rosato. Beh, naturalmente noi ci vantiamo di avere un servizio sociosanitario nazionale. È stata veramente una riforma rivoluzionaria, quella della legge sul sistema sanitario nazionale, che ha istituito le USL, le vecchie USL, ora ASL, e adesso si fa un po' di guerra tra regioni, nella ripartizione dei fondi, nei livelli essenziali delle prestazioni, eccetera, però è lì che bisogna realizzare una nuova programmazione, una nuova politica del personale, che bisogna individuare appunto la chiave, perché oltre a questo diciamo
e qui naturalmente lancio un tema, questo che il pubblico sta trascurando non lo stanno trascurando i privati. Gli investitori privati hanno capito perfettamente che una delle economie più fiorenti dell'età longeva sarà quella legata alla salute, al benessere e alla vita più assistita. Sì, ma questo vuol dire fare business, dottor Rosato, e non è possibile, certo. Perché questo 1 più 1 fa 2 sono... e mi dà business, invece io devo puntare sul privato, sul pubblico, perché se io sto male devo avere la possibilità di recarmi all'ospedale, di avere un medico di famiglia e di essere curato nel pubblico. Invece purtroppo da anni nel pubblico ci sono delle liste d'attesa impressionanti, mentre nel privato dopo 10 minuti pagando io trovo il medico. Allora, come dice lei, che per fortuna è la prima volta che lo sento, non mancano i medici, il rapporto popolazione-medici, ma c'è qualcosa che non va in questa catena. Dottor Montanari, come commenta le parole del dottor Rosato? No, tutto estremamente giusto, è un'analisi molto molto lucida e puntuale, e è appunto lucido e puntuale anche quello che ha detto lei, nel senso che anche qua i medici ci sono. Il sistema pubblico, per diversi motivi che possono essere tagli, possono essere l'aumento della popolazione, perché in effetti l'Italia ha una popolazione molto anziana, quindi diciamo una distribuzione d'età che mette sotto sforzo, che mette sotto un grande lavoro, sotto un grande carico il sistema sanitario nazionale. E il problema è proprio questo, che alcune di quelle professioni, come il medico, come l'infermiere, soprattutto nel sistema sanitario nazionale, effettivamente non risultano più molto appetibili, e qui bisogna fare anche un discorso che sia il medico che l'infermiere sono sempre stati visti come lavori che in qualche modo, non dei semplici lavori, ma come una missione, diciamo, che deve essere portata avanti. E questa è una cosa bella, è una cosa che anche noi in qualche modo ne siamo consapevoli come medici, come personale sanitario, e ci inorgoglisce, siamo orgogliosi di questo. Però è anche un'arma a doppio taglio, perché in effetti è vero sì che è una missione, però anche è vero che non si può, diciamo, lavorare solo come una missione e quindi essere sottopagati, essere sotto organico, essere esposti a rischi professionali. E questo è il motivo per cui uno dice sì, è vero che è una missione, però alla fine anche uno cerca di avere il suo stipendio, vivere la sua vita, e deve anche essere trattato come un lavoro tolta la missione. E in effetti sì, il sistema sanitario è sotto questo grande sforzo, grandi sacrifici, e è difficile comunque dire a un infermiere o a un medico: fai un sacrificio, rimani nel pubblico, non andare nel privato. È chiaro che alla fine chi ne paga, diciamo, la differenza è il paziente, però sì, è un problema, diciamo, è un po' un cane che si morde la coda. È difficile perché non si è investito su questo, dottor Montanari. Se io avessi la possibilità di dire a questo medico: guarda che i contratti vengono cambiati, avrai uno stipendio adeguato alla tua professione, al lavoro che fai, io sono convinta che questa persona ci ripensa. Ma finché tu nella bilancia non metti il dovuto, la bilancia peserà sempre da una parte, perché la risposta non arriva, perché non ci sono i soldi. Adelina da Macerata, vai Adelina. Allora, io voglio proprio intervenire sul discorso delle liste di attesa e della sanità pubblica e privata. A me in questo periodo, non tanti anni fa, ma in questo periodo recentemente ho avuto bisogno della sanità pubblica. Ho dovuto aspettare per fare una consulenza cardiaca 3 mesi con tachicardia ricorrente. Ho avuto l'ablazione dopo 1 mese, neanche 3 settimane sono ripiombata con la stessa situazione di prima. Sono intervenuti ho fatto un accesso al pronto soccorso e mi hanno rimandato a casa con la mia tachicardia, dandomi un'impegnativa per una visita a 10 giorni, per fare una visita all'Holter e poi la visita cardiaca di riferimento. Che così non posso andare avanti con questa situazione, perché di notte e di giorno sono in tachicardia continua a 150, 140, a 30, 40, 33, 40 di battiti. Bene, ho chiesto un appuntamento privato, non
tanto tempo fa, solo ieri, e oggi ho un appuntamento privato da un cardiologo. Io avrei dovuto aspettare per andare a farmi una visita sul pubblico 10 giorni. 10 giorni con una impegnativa con un B. Allora, questo non funziona perché la situazione non posso protrarla per mesi, perché è da febbraio che sto andando avanti con il pubblico senza avere una risposta. Grazie Adelina, molto chiara. Sentiamo come commenta il dottor Rosato la telefonata di Adelina da Macerata. Io non ho come dire, informazioni e competenza sulle liste d'attesa. Posso rispondere da cittadino e in questo caso so appunto che c'è questa possibilità di avere un accesso abbastanza rapido alle prestazioni, alle cure in regime di pagamento oppure anche di regime intramenia, mentre le liste di attesa nell'accesso alle strutture pubbliche sono lunghe. Che cosa dire? Che questo qua è il risultato di tutto quello che abbiamo detto prima. C'è aumento della domanda, aumento dei bisogni, una grave cattiva programmazione degli organici. Insomma, questo potremmo ripetere. Ho capito però, dottor Rosato, mi scusi, è anni che voi dite queste cose e avete anche dei numeri e fatti anche con delle proposte, ma se quelli che dovrebbero ascoltare non ascoltano, che veramente questa popolazione sta invecchiando, ha bisogno di risposte immediate, abbiamo persone diversamente giovani che non ce la fanno più neppure con le pensioni che hanno a prendersi il latte, un pacco di caffè, io ne so qualcosa, dottor Rosato, che ho il banco alimentare, anzi oggi è aperto. Lei capisce bene che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Se poi queste risorse che avrebbero dovuto essere impiegate nella sanità sono state distribuite nel territorio in altre situazioni molto più convenienti per un certo business, lei capisce che queste persone non è che possono aspettare in eterno che qualcuno si renda conto che la sanità ha bisogno di supporto, specialmente la politica del lavoro sanitario. È qua che non ci sto più, perché sa, forse qualcuno ha capito che siamo il paese il Minovò combatta, nel senso che tanto più di brontolare un pochino non fanno. Però quello che sta veramente male, ha bisogno di risposte, sono i nostri diversamente giovani, dottor Rosato, ma stiamo scherzando? Se questi non hanno la possibilità di pagarsi una visita, che politica del lavoro c'è anche nella sanità? Chi è che fa questa politica del lavoro? Cioè la scienza e la ricerca, qui abbiamo il dottor Montanari, hanno fatto passi da gigante, ma è inutile che io faccia una bella operazione se dopo arrivo a casa e non ho nessuno che mi supporta. Che politica del lavoro hanno fatto anche in termini sanitari? Dottor Montanari, cosa dice? No, allora, adesso io non voglio entrare nello specifico nel caso della signora della testimonianza, perché non posso sapere, però ovviamente è una come ce ne sono tantissime. Sappiamo, non dobbiamo nasconderci, sappiamo che le liste d'attesa sono uno dei problemi annosi, diciamo, più grossi. Allora, io devo portare la mia esperienza della chirurgia plastica di Padova, in cui in realtà dopo il Covid sono stati stanziati dei fondi, sia dei fondi europei, dei fondi del PNRR, appunto per incrementare, per fare delle attività aggiuntive. Quindi in realtà qui poi ovviamente dipende da azienda a azienda, da reparto a reparto, è una cosa molto, non posso parlare per tutti ovviamente. Però nella mia esperienza in effetti, essendo stati stanziati dei fondi, si è deciso appunto di fare delle attività aggiuntive, quindi i chirurghi, terminate le loro ore settimanali, i loro impegni, diciamo, contrattuali con l'azienda, davano disponibilità per fare delle ore aggiuntive, quindi dei pomeriggi extra, i chirurghi, gli infermieri, ovviamente tutto gli OS, tutto l'ambiente sanitario, appunto con l'idea di abbattere le liste d'attesa che si erano enormemente allungate durante il Covid, e per alcuni tipi di interventi ancora vediamo, diciamo, quello stop di 1 anno e mezzo con il Covid, ancora si vedono per interventi, diciamo, meno urgenti. Però diciamo che appunto questo è l'esempio, secondo me, nella chirurgia plastica a Padova si è proprio visto che se ci sono i fondi, se vengono stanziati questi fondi, che erano dei fondi
diciamo, eccezionali appunto per abbattere queste liste. Adesso noi abbiamo 3 sale a settimana di sale aggiuntive. Il sistema parte. Che si lavorano, partono. Sì. E si vede che appunto il medico, quando gli viene chiesto, diciamo, fare questo straordinario, questo sacrificio in più, questo orario in più, venendo però tutelato, venendo riconosciuto, questo servizio in più, si vede che in realtà la voglia di lavorare c'è, nel senso queste sale aggiuntive infatti sono piene di chirurghi, piene di infermieri. E il sistema riparte. Il sistema riparte e la voglia di lavorare c'è, nel senso non... Sono d'accordo. Perché a volte sento anche questi discorsi, soprattutto verso i medici giovani, che c'è meno forse spirito di sacrificio, forse qualcuno vede meno questa missione. Io devo dire, può essere forse vero per qualcuno, ma generalmente non è così. Noi abbiamo sempre una forte voglia di fare una forte missione. E fa bene a dirlo, dottor Montanari. Abbiamo la nostra Nadia. Ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno. Come stai ai tuoi intanto? ospiti. Come stai? Bene, grazie. Sono contenta. E niente, volevo dire che qua a Treviso abbiamo il reparto senologia, che è, non so dargli un aggettivo, una parola che non la trovo. E io dal 29 maggio che ho prenotato, che ho cominciato a fare delle visite, al 20 agosto sono stata operata. In una settimana ho fatto la scintigrafia, ho fatto l'attacco, ho fatto la risonanza, ho fatto la mammografia col contrasto. Tutti gli esami in breve tempo. Io li ho trovati efficienti. È tutto programmato da loro. Non ho dovuto andare in giro. E allora bisogna dire anche queste cose. Non sono tutte... Sono stata contentissima e ogni qualvolta andavo alla visita di controllo trovavo sempre medici, giovani, ma non so dire, bravi e bravi. E Vedi, Nadia, con la tua telefonata hai supportato quello che ha appena detto il dottor Montanari. Hai proprio detto questo, perché c'è umanità, c'è voglia di lavorare, c'è voglia di programmare, però il problema è che io non devo essere fortunata a trovare questo reparto, questo ospedale. Io devo essere fortunata ad avere quello che mi aspetta di diritto, no. Io devo avere quello che mi aspetta per legge di diritto, perché la sanità la pago. Dottor Rosato, cosa dice? Pienamente d'accordo che ci siano anche punti di eccellenza, che ci siano molte differenze. Ecco, lei sa che io sono di origini calabresi, no? Sono qui da 50 anni, ma ancora ho molti legami con la mia realtà. E beh, quando parlo con i miei amici, i miei conoscenti, loro ci invidiano il livello della nostra sanità rispetto a altre situazioni. Quindi voglio dire, è evidente che ci siano, come sempre in Italia, polarizzazioni estreme, punti di grande qualità e punti di degrado assoluto. Ma il discorso che dobbiamo fare noi adesso non è quello di inseguire il passato, ma di capire che siamo di fronte a un cambiamento velocissimo, repentino della popolazione, della struttura sociali, dei bisogni, e se non ci prepariamo, se non affrontiamo questo aspetto da subito, allora sì che saranno veramente disastri. Questo è il punto. Lei sa che io da 3 anni, 4 anni sto seguendo molto da vicino questa situazione della demenza senile e dell'assistenza domiciliare alle persone malate di Alzheimer, eccetera. E sono a contatto con le famiglie che hanno questa situazione disperata. Bene,
Che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo montagne di convegni, montagne di leggi, montagne di saggi, ma non stiamo intervenendo. Servizio alla persona si chiama così, dare servizio alle persone, alle famiglie. Abbiamo Miranda da Verona, poi continuiamo, dottor Rosato, vai Miranda. Buongiorno. Volevo rispondere al dottore che è in diretta e al dottor Leoni. Chissà perché in Veneto la sanità non funziona e in Lombardia funziona. Io ho avuto un problema di dovermi operare di cataratta, ho dovuto andare a Cremona perché qua in Veneto tutti gli ospedali, inclusi quelli convenzionati privati con la sanità pubblica, mi hanno chiesto solo 18 mesi e la cataratta mi è scesa all'improvviso ed ero diventata cieca da un occhio. La visita di controllo da effettuare dopo i 30 giorni io l'ho fatta a pagamento perché le spese di trasporto andare fino a Cremona e vedendoci molto male perché l'occhio operato è diventato presbite e l'altro è rimasto miope. Sono andata a pagamento, non ho avuto la minima soddisfazione alle domande che ho posto, tanto è vero che ieri sera ho ritirato gli occhiali nuovi, non ci vedo. Dove sei stata operata? In Lombardia? Cremona fa parte della Lombardia. No, avevo capito dove eri stata operata perché eri passata. Allora Miranda, abbiamo capito qual è il tuo problema che stai spiegando e c'è un punto di domanda dappertutto. Dottor Rosato, lo dico anche al dottor Montanari, ecco, se qualcuno va al mattino alle 6:30, 7 all'ospedale di Treviso, che è quello più vicino a casa mia, a vedere il reparto di oculistica, forse si rende conto di quello che vede, ma penso succeda anche a Padova e anche in altri ospedali, persone che ci sono che aspettano di essere visitate e operate. Perciò abbiamo dei numeri e questi numeri dovrebbero avere delle risposte. Ecco, non è possibile sentire Miranda che dice mi devo spostare neanche con la sicurezza che vada tutto bene poi, e questo è un problema molto, molto grande. Ecco, cosa dice dottor Montanari? Poi le faccio anche una domanda che la riguarda, appunto perché parleremo anche di chirurgia plastica. Certo. Ma il punto è proprio questo, che come abbiamo sentito nelle ultime 2 chiamate ci sono sia esperienze molto positive e è innegabile che sia in Veneto ma poi in ogni regione, grosso modo con grandi differenze, ma ci sono dei centri d'eccellenza, ci sono delle realtà estremamente positive. Poi appunto basta sentire la chiamata dopo e vediamo che in realtà anche in una zona come il Veneto, in cui effettivamente è una delle regioni in cui, guardando il panorama italiano, verrebbe da pensare di non potersi lamentare della sanità, però si vede che invece ci sono queste per interventi tra l'altro molto comuni, come può essere quello della cataratta. Nel caso della signora poi non possiamo entrare nello specifico, ma ha dovuto appunto cambiare regione, fare una sorta di turismo chirurgico che è una grande realtà. Il punto è proprio questo, il punto è il fatto che il sistema sanitario, sia che ci siano realtà diciamo d'eccellenza, sia che ci siano realtà meno buone, continua ad avere delle sfide. E proprio questo è il motivo importante per cui non bisogna in qualche modo abbassare l'attenzione. È importante anche che se ne parli in questi programmi, che ci sia sempre un'attenzione anche sui politici, sugli investimenti che ci sono, perché la situazione non è statica, la situazione sta cambiando, cambia di anno in anno. L'Italia è una popolazione che sta invecchiando sempre di più e ovviamente invecchiando sempre di più c'è sempre più pressione sul sistema sanitario, perché le patologie generalmente riguardano la seconda parte della vita, insomma l'età avanzata, e quindi ci saranno via via delle sfide sempre nuove per il sistema sanitario e che bisognerà man mano riuscire a indirizzarle. Quindi è importante in qualche modo non deprimersi, ma trovare delle soluzioni, come nel caso dell'ultima chiamata, sia essere consci delle proprie eccellenze, ma capire che la situazione muta di continuo e quindi essere sempre pronti e avere, diciamo,
lo sguardo rivolto al futuro. Allora, dottor Montanari, questa sfida che però avete vinto grazie anche alla chirurgia plastica di portare benessere e conforto anche a molte donne e uomini che hanno bisogno di questa chirurgia plastica. Ecco, per quanto riguarda la donna, il tumore al seno, ricostruite questo seno, questa donna dopo operazioni anche molto invasive, pesanti, può riprendersi a guardarsi allo specchio, cosa molto importante per una donna. Questo uomo che nonostante, ecco, interventi molto importanti, grazie anche alla chirurgia plastica, può ritornare a vivere, a sorridere alla vita, può fare sport. Ecco, com'è questa tecnologia, la ricerca e la scienza che ha veramente fatto passi da gigante per quanto riguarda la chirurgia plastica? Allora, assolutamente la chirurgia plastica, e anche il motivo per cui io ho scelto di fare chirurgia plastica, è che è una delle specialità chirurgiche più recenti. È nata, diciamo, dopo la Prima Guerra Mondiale, ma in realtà si chiama così da una cinquantina d'anni che sono nate le scuole di specialità di chirurgia plastica. Quindi è una chirurgia in continua evoluzione, una continua ricerca tecnologica. Ovviamente un campo molto importante per noi è la ricostruzione mammaria, il tumore al seno, che è il tumore più frequente nella donna. Non più tardi di ieri, appunto a Piazzola sul Brenta, abbiamo fatto un meeting nazionale sulla ricostruzione mammaria, detto dal professor Bassetto della chirurgia plastica di Padova. Poi il Veneto è anche molto diciamo, al centro in quest'anno. Ottobre sappiamo che è il mese della prevenzione del tumore della mammella, e Treviso sarà proprio il centro della chirurgia plastica italiana per il Bra Day, che è un giorno dedicato appunto alla divulgazione scientifica della chirurgia plastica, delle tecniche ricostruttive del seno, e proprio sarà Treviso quest'anno è scelta come la capitale, il centro di questo Bra Day. E comunque sì, è una chirurgia estremamente importante, è una chirurgia, un tempo c'erano ricostruzioni molto lunghe, si faceva prima la mastectomia, quindi la rimozione del tumore, poi con tecniche che a volte richiedevano mesi si faceva la ricostruzione, quindi la donna andava incontro comunque a cicli di chemioterapia, nel vedersi in qualche modo sfigurata in un simbolo molto importante per la femminilità e per la psiche, per il benessere. E invece adesso, grazie appunto a diversi tipi di interventi in cui si possono usare sia protesi sia tessuti autologhi, quindi praticamente diciamo spostando, trasferendo tessuti propri della donna, si riescono a fare anche ricostruzioni immediate, quindi nella stessa giornata in cui la donna viene sottoposta alla rimozione del tumore può essere ricostruita, e con risultati estetici estremamente buoni. Abbiamo Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, ho visto l'altro giorno quel figlio che ha soffocato la mamma, con Alzheimer e Parkinson aveva la mamma. Anche lì non aveva nessuno a dargli una mano. Lì dovrebbero stare vicino, cominciando dagli assistenti sociali che hanno tanto lavoro anche loro, perché lì è giorno e notte da rimanere là assieme, ma con questa mamma. Abbandonato, non aveva nessuno, e lui ha detto che è stato un momento, insomma, ecco, e spero che non vada in carcere, ma che qualcuno lo aiuti veramente adesso, perché si va fuori di testa quell'attimo là. Mi dispiace, sai, perché nei vicini no, ma si vede che lui non ha né fratelli né sorelle, e lui è giovane, ma con questa mamma qua le è partito la testa, insomma, ecco, vi ringrazio. Grazie Giusy, si chiama servizio alla persona, investimento sulla famiglia, che non c'è purtroppo, e poi succedono questi fatti perché trovarsi da solo in situazioni del genere non è semplice. Dottor Montanari, la mia domanda, per ritornare appunto alla chirurgia plastica, anche questa, che si sentono parlare di protesi che vanno cambiate, vanno sostituite, non è sempre facile, abbiamo sentito anche di questa morte, c'è un'indagine in corso, però bisogna andare con le pinze, stare molto attenti nel ricambio anche di queste protesi. Ma ogni quanto devono essere ricambiate le protesi? Non è per sempre allora questo intervento? Allora no. No, perché nessuno ci dice niente. No, allora diciamo che non sono proprio come i diamanti, non sono per sempre le protesi. Allora, in realtà la protesi di per sé, soprattutto le protesi moderne, non hanno una vera e propria data di scadenza. Nel senso, loro sono fatte con dei gel coesivi, sono delle protesi estremamente avanzate, le protesi da 40 anni che le studiano, che le modificano, quelle che vengono impiantate attualmente sono
estremamente avanzate, di per sé non scadono, però il corpo, comunque ogni organismo reagisce in maniera diversa a quello che comunque è un corpo estraneo. E quindi può succedere che negli anni questa protesi formi una capsula attorno a questa protesi che si può indurire, che può muoversi. Quindi generalmente comunque ogni anno, ogni 2 anni le protesi dovrebbero essere controllate con una visita dal medico. Poi appunto a seconda dell'età della donna si fa la mammografia, si fa l'ecografia mammaria, comunque per non dimenticarsi della ghiandola che comunque è lì, questo in caso di una protesi per fini estetici. Diciamo che generalmente dopo 10, 15, 20 anni è consigliato cambiarla, cioè può darsi che sia da cambiare. È raro che una protesi rimanga in buone condizioni, anche esteticamente in buone condizioni, per più di 20 anni. È vero che comunque una protesi, finché non è rotta, finché non ci sono problemi, diciamo, può anche restare lì senza problemi per tutta la vita. Però generalmente direi che tra i 10 e i 20 anni è difficile, che probabilmente è da cambiare dopo 10-20 anni. Allora, molti non lo sanno, ma ci sono tante ragazze che chiedono per il proprio compleanno, magari a 18 anni, invece di avere qualcosa magari di così effimero, che magari non gli hanno già tanto, di rifarsi il seno. Ecco, a che età ci si può rifare se non hai proprio dei gravi problemi? È consigliabile farlo? Oppure lei consiglierebbe a questi genitori di cercare di far capire che forse è meglio rimanere con un seno piccolo? Una volta si diceva che il seno più bello è quello che sta su una coppa di champagne. Ecco, io spero che sia ancora così per qualche genitore e per qualche ragazza, però quello che si vede, gli esempi che ci sono, non sono edificanti di sicuro, dottor Molinari. Certo, cosa dice? Certo. Allora, la cosa importante è appunto da capire questa, da capire che è un intervento chirurgico e come tutti gli interventi chirurgici è un intervento che generalmente viene fatto anche in anestesia generale o comunque una sedazione profonda. È un intervento che ha intrinsecamente dei rischi, anche se fatto dal chirurgo più bravo, dall'anestesista più bravo, comunque ha dei rischi che sono dei rischi potenzialmente grandi. E inoltre è un intervento appunto che io ogni tanto faccio questa similitudine, che è un po' mettere delle protesi, un po' come comprare una macchina, che vuol dire che comprata la macchina non è che ce l'hai lì, punto. Devi farla revisionare, devi farla controllare, quindi avere delle protesi su comunque un corpo estraneo sono appunto tecnologicamente avanzate, sono delle ottime protesi. Ma è sempre un corpo estraneo. Sempre un corpo estraneo, quindi vanno controllate, si sa che le si mette da molto giovani, poi nel corso della vita sicuramente bisognerà cambiarle, quindi l'importante è che sia ben chiaro questo, quindi che mettere sulle protesi è comunque un intervento importante e poi una cosa che ti accompagnerà per la vita. Poi molte persone, anche raggiunte magari una certa età, decidono di toglierle appunto perché non vogliono più avere questo problema, dicono me le sono godute per la mia età. Esatto, esattamente. Quindi io non voglio nemmeno stigmatizzare le ragazze che effettivamente hanno, anche perché il fatto di avere un seno prosperoso, di avere, alla fine è uno dei primi interventi della chirurgia estetica, quindi è comunque, non voglio neanche nascondere sotto il tappeto o reprimere, diciamo, questa volontà comunque che ha una ragazza di vedersi bella e di vedersi come si sente anche. E poi l'Italia, da questo punto, in Italia è una cosa che sta in qualche modo venendo fuori adesso. Ci sono altri stati, come ad esempio gli stati del Sud America, in cui veramente penso sia uno dei regali di compleanno più diffusi per i 16-18 anni, quindi diciamolo sottovoce. Diciamolo sottovoce. Abbiamo Monica da Paese, vai Monica. Ciao a tutti i vostri ospiti, ciao Mirella. Allora, io sono diabetica monogenetica sono diabetica monogenetica, dicevo. Io ero in cura qui a Treviso al centro diabetico, però siccome sto aspettando le cure, quelle nuove, sto aspettando l'insulina unica e qui ancora non c'è. E allora adesso sto andando a Padova al centro uranio, però per me, io sono di Treviso e mi è difficile spostarmi perché non ho la macchina, vado a lavorare con i mezzi pubblici e devo andare fino ai Colli Euganei e per me è un problema ogni volta spostarmi per le cure, perché al centro uranio di Padova, lo saprà anche il medico lì da voi, adesso non mi ricordo il nome,
che sono molto più avanti di Treviso con le cure, con il centro, con le malattie metaboliche, del metabolismo per i diabetici. E io purtroppo sono costretta ad andare a Padova, perché qui purtroppo ultimamente le visite me le danno a pagamento e io non me lo posso permettere. Questo volevo dire. Ecco. Grazie Monica, un'altra testimonianza, ecco, diventa un problema, anche una spesa economica che devo sostenere, perché purtroppo la lista d'attesa. Ma che politica di lavoro secondo lei, dottor Rosato, si intende fare? C'è qualcosa che noi non sappiamo, che lei sa? C'è la volontà di sedersi attorno a un tavolo e capire veramente cosa vuol dire politica del lavoro, perché alla fine è un lavoro che deve essere retribuito, è un lavoro che bisogna saper fare, bisogna avere, ecco, questa capacità di capire di quello che serve al momento, ecco, queste persone che veramente devono emigrare anche da altre parti, perché veramente le risposte non arrivano e loro devono curarsi. Dottor Rosato? Guardi, la politica del lavoro ovviamente è una espressione, una definizione talmente vaga che può comprendere tutto. Quello che intendo dire io quando parlo di pensare al futuro è che bisogna, per la prima volta in Italia, perché non l'abbiamo mai fatto, collegare strettamente gli interventi sulla formazione, sul reclutamento, sulle carriere, sulle retribuzioni delle persone, legandole ai processi di trasformazione di tanti settori, che in parole tecniche si chiama politica industriale. Sembrerà strano pensare che ci sia una politica industriale per la sanità, invece ci dovrebbe essere, così come ci dovrebbe essere per il turismo, così come ci dovrebbe essere per il nucleare, così come ci dovrebbe essere per Se ne fosse una, dottor Rosati, che funziona di queste politiche, una, e sì che ha toccato tanti tasti del pianoforte, una che funzionasse. No, glielo devo dire con franchezza, non ne funziona nessuna, perché noi ancora pensiamo che la politica del lavoro sia quella di dare gli incentivi, gli sgravi alle imprese se assumono, e sono soldi buttati, perché un'impresa non assume per lo sgravio ma assume perché ha bisogno. Parliamo della formazione in maniera generica, non coinvolgiamo le imprese nei piani di formazione, quindi sono veramente e francamente convinto che ci sono molti passi in avanti da fare, però questa è l'unica strada. L'abbiamo visto parlando tutta la mattinata di sanità, alla fine qual è la chiave della soluzione? Che ci sia una programmazione, che non si può risolvere un problema dall'oggi al domani con le circolari, con le emergenze, eccetera. Bisogna ridisegnare completamente il nostro mercato del lavoro. Abbiamo Elda da Cison di Valmarino, vai Elda. Ciao Mirella. Ciao. Incomincio con le macchine green, le case green. Sì. Le bombe che buttano in Ucraina e in Palestina non inquinano? Questo è un altro tema. Basta? Questo è un altro tema ancora che ne abbiamo discusso anche ieri, di questo inquinamento ambientale, ecco che forse dobbiamo anche rivedere un po' cosa sta succedendo nel mondo. Ecco, io mi domando questi G7, G8, G10, G20 a cosa servono, dottor Montanari, se poi qualcuno non riesce a capire che abbiamo un unico mondo, cioè non è che ne abbiamo, siamo tutti un unico cielo anche. Il problema è che ognuno guarda il proprio orto. Quindi... Purtroppo succede questo. Allora, dottor Montanari, un'altra cosa che volevo chiedere riguardando anche la chirurgia plastica, ma non è che anche quello che vediamo, queste star, queste attrici tutte rifatte, io per carità capisco anche la possibilità economica,
ma poi alla fine vedi che questo volto non è normale, vedi che ecco, sembrano tutti uguali alla fine. Qualcuno diceva fin poco tempo tutte cinesi perché gli occhi hanno talmente tirati che però si sta modificando, vedo anche che sta cambiando anche questo, queste labbra, questi zigomi. Ecco, gli zigomi ad esempio, che li vedi molto proprio delle volte anche in maniera eccessiva ingrossati, ci possono cambiare una volta fatto questo intervento oppure una volta fatti di zigomi? No, si possono. Allora, molto spesso quando noi vediamo che può essere una star, una celebrità o comunque qualcuno del mondo dello spettacolo che ha questi caratteri molto molto marcati, quindi proprio zigomi molto marcati, le labbra, solitamente il labbro superiore a canotto, generalmente sono tutti frutti più che di chirurgia, in genere di medicina estetica. Quindi praticamente mettono dei filler, che sono praticamente acido ialuronico, delle sostanze che servono proprio a gonfiare. Questa in realtà è una cosa, ha delle funzioni molto utili dal punto di vista estetico, perché con l'età l'invecchiamento si perdono sul volto, si perdono i volumi del volto. Quindi queste qui si va appunto a ripristinare con queste punturine, si fanno in ambulatorio molto semplicemente, questi volumi. È un intervento di medicina estetica, il problema è uno, sapere quando fermarsi, e due, che effettivamente ricorrendo solo alla medicina estetica per ringiovanire si può solo pompare, aumentare il volume finché si ha dei lineamenti sfigurati. C'è poi la chirurgia estetica che fa degli interventi molto più invasivi, però con dei risultati che durano molto di più e con dei risultati che sono molto più naturali, e che sono ad esempio il lifting temporale, blefaroplastiche. Questi però sono degli interventi che non fanno solo i medici estetici, ma devono fare i chirurghi plastici ovviamente, sono più costosi e generalmente danno un aspetto ringiovanito ma non stravolto. Quindi quando noi vediamo una cosa esagerata, può essere, ma difficilmente c'è un chirurgo plastico dietro o un bravo chirurgo plastico che ha fatto degli interventi chirurgici, perché quelli danno dei risultati molto più naturali. Ovviamente sono interventi più invasivi e molto più costosi. E che non durano per sempre? Non durano per sempre, durano però molto di più. Riportano indietro, dipende da quale intervento, ma riportano magari indietro la lancetta di 10-15 anni. Allora, questa mattina qui a Sveglia Veneti, cosa vorrebbe dire anche al dottor Rosato, che si occupa di politica del lavoro a 360 gradi in generale, ma anche alle persone, ai giovani che magari stanno ascoltando, che sono un po' confusi su che percorso prendere? Ecco, lei giovane specializzando in chirurgia plastica, cosa vuol dire, dottor Montanari? Allora, io parlo appunto ai giovani che vogliono intraprendere questa professione o comunque in ambito sanitario, che di fronte a noi è innegabile, è un momento un po' di incertezza e abbiamo delle grandi sfide. Dico, tutti noi, io stesso, ci formiamo all'estero. Io sono appena tornato da 2 mesi in Turchia, quindi è importante girare. Non amo troppo la retorica della missione del medico che deve fare sacrifici perché è una missione. Però in fin dei conti noi questa spinta ce l'abbiamo, nel senso non sono lavori come tutti gli altri, è un lavoro in cui bisogna avere sia passione che effettivamente sentirlo un po' come una missione. Quindi invito tutti, sia a chi ci crede, a chi è convinto, a seguire questa missione, a non a investire sul proprio futuro in questo paese ed effettivamente ad affrontare e essere parte attiva nel cambiamento e nelle sfide e nelle rivoluzioni che sicuramente ci saranno da qui a qualche anno nel sistema sanitario nazionale. E per questo appunto ci servirà l'aiuto. Noi siamo i servi nella vigna in qualche modo, però ci servirà appunto l'aiuto sicuramente dei politici e degli esperti di politica del lavoro come bello questo dottor esempio, Rosato. dottor Montanari, perché se la vigna la tagli molto dà tanti frutti, perciò a mio avviso sarebbe da tagliare in qualche posto dove si è investito, lo dico io, dottor Montanari, e magari investire su quello che veramente serve, visto anche le telefonate che abbiamo sentito questa mattina. Legabile. Grazie veramente al dottor Alvise Montanari, specializzando in chirurgia plastica. Dottor Sergio Rosato, esperto di politica del lavoro, come ci saluta? Io vi saluto così, ringrazio il dottor Montanari di l'Assist perché io sono fermamente convinto che dobbiamo fare un grande lavoro sui giovani, perché sono loro che si devono preoccupare di
prepararsi ai cambiamenti. In qualche modo noi possiamo mettere a disposizione l'esperienza, ma non possiamo fare di più. Se non si muovono i giovani, se i giovani non prendono coscienza che il loro futuro, non solo del lavoro, ma il loro futuro dipende molto se saremo in grado di affrontare queste grandi sfide, oppure inesorabilmente non ci sarà un futuro roseo per la nostra Italia. Questo è evidente, però ecco, sono convinto che molte cose si stanno muovendo e che abbiamo le risorse per reagire. Dottor Rosato, come vede che si muove questo governo con questa donna, questa premier al comando? Beh, politiche del lavoro zero. Proprio drastico, proprio tagliato tutto, politiche della... Ma anche attenzione, anche prima, anche quando c'era Orlando che era della parte opposta, ancora siamo legati a fare la guerra al tempo determinato, non c'è la minima idea. Però si stanno muovendo le imprese invece, le imprese più avanzate, più evolute, eccetera, alcuni mondi, alcune università si stanno muovendo. Come sempre o le cose partono dal basso, oppure in Italia tutto è, come dire, routine. E i tanti lavoratori e pensionati che la stanno seguendo, cosa vuol dire, dottor Rosato? Allora loro, come sempre, se mi dovessero dire, ma adesso come... Allora, è evidente che adesso, per esempio, l'occupazione sale, cresce l'occupazione, però l'occupazione cresce nelle professioni più semplici, con bassi salari, con orari di lavoro ridotti, c'è molto part time, c'è molto lavoro nero ancora, perché come in tutte le transizioni il vecchio convive col nuovo, però al tempo stesso ci sono anche imprese che stanno investendo in tecnologia, pensiamo tutto quello che può fare la tecnologia anche per la medicina, per le cure, per la salute, eccetera, che sta facendo già i progressi enormi, e quindi tutto questo, ripeto, al momento è lasciato allo spontaneismo, c'è tanta burocrazia, gli investimenti sono insufficienti, si continua a investire di più sulle mance, sui sussidi, sui piccoli interventi che creano consenso, che creano... le faccio un altro esempio, politica del lavoro. Esce il rapporto INPS e ci dice: guardate che sono a rischio le pensioni, che non subito ma proprio per l'evoluzione demografica, eccetera. Bene, fino a ieri gli stessi facevano ancora prepensionamenti, quota rosa, quota 100, quota... Adesso invece dicono incentiviamo la gente a lavorare fino a 70 anni. Capisce? Quindi questo è... Forse non ci sono più giovani che lavorano, bisogna pure che qualcuno lavori in questo paese, dottor Rosato, se no cosa facciamo? Ma questa non è politica del lavoro, questa è schizofrenia, cioè i messaggi contrastanti, non c'è nessuno che viene a spiegare bene, a dire guarda io ci sto ragionando sopra e ti propongo un percorso, ecco. Cioè, dovrebbero fare gli stati generali del lavoro e lanciare una grande... Il problema è che in politica il lavoro del politico è molto bello, tanto è vero che abbiamo anche i senatori a vita che sono ancora là, perché ecco, capisce che il lavoro della politica è un lavoro che si può fare anche a 80 anni, forse hanno confuso quei lavori, lavori che la maggioranza delle persone fa, anche lavori molto rischiosi e pesanti. Prego. Certo. Vuole dire qualcosa, dottor Rosato? No, volevo dire che è chiaro che nessuno pensa di allungare l'età,
io l'ho portato come esempio per dire la schizofrenia dei messaggi. Per esempio, non vogliamo, diciamo che il calo demografico può essere un disastro per il Veneto, lo dicono gli industriali, lo dicono gli artigiani, lo dice il settore turistico, fra poco non si troveranno i lavoratori, e 500.000 veneti vanno all'estero. Che vuol dire questo? Che il nostro mercato del lavoro non è attrattivo, che non basta più dire aumentano, diminuisce il tasso di disoccupazione, bisogna appunto fare i conti con questi problemi. Sì, speriamo che qualcuno ascolti, perché sono anni che si dicono queste cose ma il cambiamento non lo vediamo. Grazie veramente al dottor Sergio Rosato, esperto di politica del lavoro, grazie al dottor Alvise Montanari, specializzando in chirurgia plastica. Grazie veramente. Grazie. Pubblicità. Sarà centrale anche alle prossime elezioni regionali. Noi consideriamo che per la fase di attuazione dell'autonomia serva un presidente leghista. Senza Lega al governo della regione l'attuazione del disegno di legge sull'autonomia è a rischio. Lo dice da vice segretario federale Alberto Stefani, ma soprattutto da primo firmatario della proposta di legge per garantire il terzo mandato ai governatori di regione. Eppure Stefani, enfant prodige del Carroccio, carriera fulminea e piglio deciso, un piano B lo ha già. Sarebbe lui infatti il candidato più accreditato tra i suoi per sostituire Zaia come candidato del Carroccio, qualora, nonostante i consensi racimolati dal Presidente negli anni, la proposta non dovesse passare. Una dichiarazione di guerra anche nei confronti degli alleati che dovessero frapporsi agli obiettivi del partito che nelle prossime ore porterà il disegno di legge dell'autonomia in giro per l'Italia, da nord a sud. Sembra quasi un'assurdità, ma i livelli essenziali delle prestazioni per i territori del centro-sud esistono grazie alla legge dell'autonomia della Lega, proprio perché noi consideriamo la necessità di avere un controllo di gestione, vogliamo capire dove vengono investiti i soldi e se quei soldi sono stati investiti bene. Dispiace che Tajani si presti a una strumentalizzazione dell'autonomia, ripeto, al centro-sud questa riforma porterà dei benefici e dovrebbe piuttosto impegnarsi a spiegare quali benefici porterà. Sul territorio per l'autonomia, ma anche in difesa del ministro dell'Interno Matteo Salvini, imputato con una richiesta di 6 anni per sequestro di persona. La raccolta firme ovviamente mira a ricordare che tutto questo è avvenuto su mandato dei cittadini italiani che gli hanno chiesto di fare questo. 200 gazebo in tutto il Veneto, ecco la mappa. La Lega torna alle origini, punta a riprendersi il territorio e lo farà schierando nel weekend sindaci, assessori e consiglieri. Che rappresentano per noi il punto di collegamento tra il territorio e il partito. Nessun altro partito in Veneto ha questa struttura e intendiamo valorizzarla. Mercoledì 25 intanto l'audizione finale dedicata alla legge sull'autonomia in commissione parlamentare bicamerale, attesissimo il ministro Calderoli. Allora saluto Sara Revoltella, regista, scrittrice e artista. Grazie Revoltella di essere qui con noi, poi le farò una domanda, vediamo come mi risponderà, e saluto anche Paolo Grimoldi, collegato con noi da Monza, ultimo segretario Lega Lombarda. Allora, prima di fare la domanda a Sara Revoltella, buongiorno Grimoldi, vorrei sapere, ecco, Grimoldi come commenta questo servizio che abbiamo mandato in onda dell'enfant prodige della Lega di ultima generazione. Prego Grimoldi. Ma che posso dire? Buon lavoro. La verità è che mi viene da sorridere che in Veneto giustamente, ma anche in parte in Lombardia, la Salvini Premier parla di autonomia, dopodiché ricordo a me stesso che tutto quello che era il programma su base di quella che diciamo, per chiarirci, la vecchia Lega, quindi tenere più soldi, più risorse laddove vengono prodotti, premiare le amministrazioni meritocratiche, difendere lavoratori, partite IVA del Nord, è stato fatto l'esatto contrario.
le ZES sono state fatte esclusivamente al sud, dimenticando qualsivoglia provincia del nord. I caselli autostradali sono aumentati 3 volte nell'ultimo anno e mezzo. Le infrastrutture che vengono costruite al nord sono in project financing, cioè poi c'è il privato che investe ma deve anche recuperare attraverso onerosi caselli. Dalle mie parti, ma anche in provincia di Brescia, non so in Veneto, ma sicuramente qualcosa potrà esserci anche in Veneto, strade pagate e costruite 70 anni fa, gratuite, penso alla Milano Meda o alla Corda Molle a Brescia, vogliono metterci un casello mentre prima erano gratuite, e poi trovano 15 miliardi per il ponte di Messina, e poi abbiamo le liste d'attesa sulla sanità che sono infinite, e poi abbiamo la legge Fornero che non viene più cambiata perché è diventata una cosa bellissima, quando invece la priorità era abolire, ricordo me stesso il termine era la schifezza Fornero. Allora lei capisce che non si può cambiare idea tutti i giorni su tutto, dopodiché ci deve essere una stella polare. Nella vecchia Lega la stella polare era la difesa del nord, soprattutto partite IVA, lavoratori e pensionati. Questo nella nuova Lega, nella Salvini Premier, non c'è più, perché è diventato un partito ideologico di estrema destra che arriva in Veneto a cercare di prendere ancora qualche voto dicendo autonomia, autonomia, quando sappiamo benissimo che fuori dal Veneto neppure parlano di autonomia, parlano di tutt'altro, parlano a volte di decima massa, a volte di ZES, a volte di Bagnoli, a volte di Ponte di Messina, tutte cose che francamente al nord e in particolare al Veneto interessano meno di zero. Allora, grazie Grimoldi per essere stato molto chiaro della sua visione di politico, perché ricordo che era ultimo segretario Lega Lombarda, mentre a Sara Revoltella, che è regista, scrittrice, artista, vorrei sapere, ecco, che libro scriverebbe sulla politica, oppure che film le piacerebbe girare e chi sceglierebbe come artisti nella politica in generale, perché noi riusciamo a vedere tanti volti, ma molte di più le maschere che si mettono questi volti per apparire quelli che non sono veramente. Ecco, cosa dice Revoltella anche in base a quello che abbiamo sentito, perché anche lei è una donna, spero vada a votare, avrà un'idea, naturalmente che è sua l'idea, ma che idea si è fatta di questa politica, di questo paese, come artista, come scrittrice e come regista? Allora, intanto buongiorno. Mi arriva ogni tanto la voce un po' no, adesso un po' la sentiamo bene, forse... Revoltella, la sentiamo bene adesso, grazie. Prego. Allora, io ho fatto diversi lavori che appunto parlano di attualità. Come scrittrice ho pubblicato nel 2018 un romanzo che si chiama Antimonio, manualetto. Facevo delle proiezioni di quello che sarebbe avvenuto tra il 2025 e il... Ovviamente devo dire che ci ho beccato abbastanza, perché ho immaginato un futuro nel quale praticamente la connessione che si sarebbe rinforzato sempre di più il mi sente? Si va e viene, comunque provi a parlare che vediamo di sistemare. Prego, prego Revoltella. Ok, nel quale appunto si sarebbe rinforzato sempre invece di iniziative legate all'ambiente e all'ecologia. Questo perché no, sistemiamo la connessione perché sennò non ne veniamo fuori, non si capisce il discorso che vuole fare, che è anche un discorso molto importante Sara Revoltella. Allora passiamo a Paolo Grimoldi, però Grimoldi, quello che però noi vediamo, ecco, come questi giovani rampanti in politica sono proprio preparati politicamente per portare avanti anche segreterie importanti di partiti. Ecco, vedo una Lega all'8 il 2%, sorpassata in quadri da Forza Italia. Vedo con malessere, io incontro molte persone, anche molti leghisti, che come dice lei non si riconoscono più. Ecco, la Lega è divisa
in molte fazioni. Ecco, cos'è successo secondo lei dopo l'uscita definitiva di Bossi? Mi lasci iniziare con una battuta scherzosa. Abbiamo la connessione con la sua ospite, la dottoressa, la regista Rivoltella, che sicuramente immagino che sarà in Veneto, che lascia a desiderare. Ovviamente vuoi pensare alla sanità, ma vuoi pensare anche alle connessioni che servono anche alle aziende e servono a lei che lavora. No, è più prioritario fare un ponte spendendo 15.000 milioni di euro tra 2 regioni che sono 3 mesi che non hanno l'acqua dai rubinetti. Però facciamo il ponte. Allora lei capisce, adesso questa ovviamente è una cosa... No, ha fatto bene Grimoldi. Semplifico, scherzo se vuole, però le fa capire le contraddizioni che esistono alla Salvini Premier. Non è più un partito che ha una stella polare. A seconda del territorio dove arrivano dicono una cosa diversa e a Roma cambiano idea ogni 2x3. Hanno cambiato idea, guardi, al di là delle opinioni di ciascuno di noi, sui vaccini, sul Green Pass, sulla Russia e l'Ucraina, sui caselli autostradali, sul canone Rai, sul votare Mattarella. Io ricordo a me stesso che sono andati a Roma la settimana che si votava il Presidente della Repubblica, sbandierando in tutte le lingue del pianeta mai più Mattarella, mai più un candidato del PD, per poi tornare una settimana dopo e dire abbiamo votato Mattarella. Capisce che è una contraddizione in termini perenne. La politica dovrebbe essere una cosa seria, dovrebbe essere un qualcosa che si occupa delle necessità e dei bisogni delle persone. In Veneto, regola numero 1, abbassare le tasse e togliere la burocrazia. Se vuole, detto in linguaggio un po' lombardo, non rompere le balle alla gente che lavora. Questo la Salvini Premier l'ha completamente dimenticato. È diventato un partito statalista, assistenzialista, che pensa a finanziare Bagnoli, le ZES, le infrastrutture del Mezzogiorno, alle quali non sono contrario, ma non sono la priorità, perché la priorità sono le nostre aziende, sono la gente che va a lavorare, sono i lavoratori che ci danno dentro e pagano i contributi, non sono quelli che vivono di reddito di cittadinanza, anche il reddito di cittadinanza votato dalla Salvini Premier. Capisce che queste sono tutte cose che hanno fatto diventare quella che avevamo conosciuto come Lega una cosa assolutamente diversa e addirittura purtroppo l'opposto. Allora, rispondendo alla sua domanda sui giovani, ben vengano i giovani. Io ho fatto il coordinatore dei giovani padani per 20 anni, sono stato il fondatore dei giovani della Lega, però c'era una gavetta, tu entravi, facevi il gazebo, facevi il volantinaggio, facevi il consigliere comunale, facevi la tua gavetta e dopo 10 anni potevi ambire ad avere anche incarichi importanti. Oggi la cosa negativa, etica e morale, ma che rovina anche la vita di questi giovani, è che appena arrivano, se sono proni a quella che è la linea politica confusionaria dell'attuale gestione di Salvini, prendono subito degli incarichi non votati, ma calati dall'alto, perché Stefani, che è un ragazzo, un mio amico che io stimo, ricordo a me stesso che è stato nominato commissario, non l'aveva votato nessuno. Il segretario si chiamava Tony Darè, che è stato l'ultimo segretario della gloriosa Liga Veneta, fino a che Salvini non ha deciso di commissariarlo, di buttarlo fuori e di metterci nominato un ragazzo giovanissimo. Questa è la storia. Allora io sui giovani massimo rispetto, ma prima ancora che i giovani rispetto quei militanti che per 20 o 30 anni hanno fatto parte della Liga Veneta e che avrebbero avuto il diritto di votare subito un segretario e non venire commissariati da un segretario scelto a Roma. Vediamo se abbiamo la connessione con Sara Revoltella. Ancora no. Allora Grimoldi, però fra poco arriverà Pontida. Ecco, cosa dice, come vedrà questa Pontida del 2024? Chi ci sarà, chi non ci sarà? Lei ci sarà? Guardi, io vado a Pontida dal 1991 e quest'anno probabilmente per la prima volta negli ultimi 34 anni non andrò. Le spiego perché. Perché la mia priorità politica sono le partite IVA, l'abbassare le tasse, il difendere i lavoratori che pagano i contributi, difendere i pensionati che hanno pagato i contributi e che si aspettano una pensione dignitosa, togliere burocrazia e tasse. A me ad andare a Pontida e sentir parlare della 10ª MAS non sono pregiudizialmente contrario,
Ma posso dire che non me ne frega niente nel 2024? Mi interessa parlare di tasse, di burocrazia, di lavoro, di riforme, di modernizzazione del paese, persino di connessioni che non vanno, ma non di decima massa. Decima massa facciamo un bel convegno storico. Allora sentiamo, visto che adesso speriamo che la connessione funzioni, Sara Revoltella, ritorniamo all'inizio. Allora Revoltella, io dico sempre mi collego con l'Africa, con l'Australia, e qua in Italia anche a 2 passi da casa mia non riusciamo a collegarsi, non per colpa nostra naturalmente, ecco, anche come televisione vorrei spiegarlo, però purtroppo queste sono le difficoltà. Prego Revoltella, allora cosa vuole dire di questa politica in forma proprio di regista, di scrittrice e di artista? Ecco, allora stavo appunto dicendo prima che nel 2018 ho pubblicato questo romanzo, Antimonio Manualetto rivoluzionario, in cui facevo delle proiezioni su quello che sarebbe avvenuto e immaginavo un futuro abbastanza asfittico da un certo punto di vista, cioè con guerriglie varie e fatte scoppiare un po' ad orologeria, per mantenere alti alcuni mercati, che sono quelli appunto delle ricostruzioni che sottendono alla distruzione dei paesi, perché successivamente a una distruzione c'è sempre una ricostruzione e quindi degli investimenti, e quello che sottende appunto al mercato delle armi, che come sappiamo è abbastanza florido. Questo libro appunto che io avevo ambientato nel 2025-2050 narrava questo e poi insomma c'era il romanzo vero e proprio che si dipana, però sostanzialmente il tipo di analisi mi sembra che sia abbastanza confermato da quello che sta succedendo. Quindi io vedo un mondo che invece di investire in politiche di pace, che secondo me renderebbero molto di più rispetto alle politiche di guerra per svariati motivi, continua per paura, per incapacità, per mancanza di visione, secondo me, ad investire in politiche di guerra. A tale riguardo io ho fatto una trilogia di opere ultimamente, che è iniziata appunto nel 2015 in occasione del centenario della Grande Guerra, e che si chiama appunto Io combatto, nella quale ho realizzato questi 3 lavori. Il primo lavoro consisteva in una performance che è stata fatta per la prima volta lanciando appunto delle armi di ceramica realizzate a Nove, tra l'altro dai bravissimi artigiani di Nove, ceramisti, che hanno fatto delle repliche in scala perfette, 1 a 1, di armi che vengono usate normalmente nei conflitti, quindi Kalashnikov, M4, M16, mine, Claymore, eccetera. Tutte queste armi io le descrivevo, e dopo averle descritte in maniera molto approfondita, spiegando l'utilizzo che veniva fatto, la capacità di volata del proiettile, appunto la lunghezza di tiro, eccetera, le distruggevo. Questo in qualche modo per cominciare a denunciare quella che era la fragilità intrinseca in un tipo di politica tesa a questi mercati, cioè al mercato appunto della distruzione e implicita ricostruzione. Anche perché i cocci delle armi in qualche modo potevano ricordare i detriti delle case distrutte, bombardate, quindi c'era una similitudine anche in questo senso. Il secondo lavoro che ho fatto in questa trilogia è stato fatto invece a Nule, nel comune di Nule, in Sardegna, e l'ho fatto lì per una scelta ben precisa. Voi sapete che in Sardegna esiste questa fabbrica di bombe che si chiama RVM, che è una fabbrica che costruisce appunto ordigni. All'epoca, quando io ho iniziato a fare quest'opera, soprattutto venivano costruite bombe per bombardare i civili in Yemen.
E proprio la RVM era una delle fabbriche che si occupava di più di questa, anzi era proprio specializzata nella creazione di questi ordigni. Insomma, è stato realizzato questo arazzo dalle tessitrici di Nule, che rappresenta il rapporto tra i buchi neri dell'universo mappati dalla NASA, cioè la NASA ha fatto una mappatura dei buchi neri nell'universo e praticamente io ho sovrapposto questa mappa al planisfero e ho notato che c'erano delle coincidenze, un buon 70% di coincidenze tra i buchi neri e i paesi in guerra. Quindi mi sono resa conto che poteva essere un messaggio interessante, cioè far vedere che le guerre sono effettivamente buchi neri, cioè assorbono energia, sappiamo che il buco nero è una stella implosa sostanzialmente, cioè una stella binaria che assorbe energia e non la restituisce. Le guerre secondo me funzionano nello stesso modo, cioè sono dei meccanismi che appunto prendono energia ma non restituiscono, quindi una guerra è sempre in perdita. E questo lavoro è stato fatto proprio in qualche modo per denunciare quello che veniva fatto in questa fabbrica di bombe. Cosa è successo? Che al momento c'è stato un rallentamento nella fornitura anche perché comunque l'arazzo ha girato, è stato esposto anche a Venezia nel 2019 in concomitanza con la Biennale, quindi nell'ospedaletto, quindi se ne è parlato, insomma ha girato, è stato in diversi musei. E in qualche modo la pubblicità che c'è stata anche intorno a questo lavoro ha fatto sì che magari si riflettesse un po' di più sulla vera entità di questa RVM, che per un po' ha anche rallentato la produzione, fino a che è successo quello che è successo, cioè con lo scoppio del conflitto Russia-Ucraina, in realtà, che è una guerra di prossimità, come sappiamo, una guerra di trincea, quel tipo di produzione, cioè quella fabbrica che produceva quel tipo appunto di armi, è tornata attiva, al punto tale che ho sentito che ultimamente non solo produce di nuovo grandi volumi di armi, ma addirittura è cresciuta al punto tale che produce 7 giorni su 7, giorno e notte. Quindi perché appunto vengono considerate armi buone, ok? Quindi c'è anche questa Revoltella, mi scusi, ma perché nessuno si sente quasi mai, io lo dico qualche volta, ma sì, che siamo uno dei più grandi paesi al mondo per quanto riguarda le armi, che le produciamo? Perché, e lo chiedo anche a Grimaldi, perché fa così paura dire che siamo il più grande paese al mondo nella produzione di armi? Sentiamo cosa dice Grimaldi. Grimaldi. No, io penso che di per sé la produzione di armi non sia un male assoluto in quanto tale. Il problema è come si usano le armi, anche perché ricordiamoci che chi vuole la pace, qualcuno diceva, deve prepararsi alla guerra, e quello che è l'elemento dirimente è che ci sia la giustizia. Faccio un esempio, la pace, se esiste per esempio nel momento in cui siamo tutti schiavi di qualcuno, è una bellissima pace, però non è propriamente la situazione più idilliaca. Cioè, quello che voglio dire è le armi possono essere simpatiche o antipatiche, ma il fatto che ci siano delle aziende che producano armi sul nostro territorio non è un qualcosa pregiudizialmente di negativo. Il problema è come vengono usate queste armi, e quello che diceva la sua ospite ai fini della pace, e che in questo momento ci sia un'evidente contraddizione anche politica, perché parliamo di pace ma forniamo le armi per andare avanti a fare la guerra tutti i santi giorni, e sono assolutamente d'accordo con la sua ospite, ecco. Revoltella, prego, ha sentito Grimaldi, cosa dite? D'accordo con lei? Bisogna vedere l'uso delle armi, anche se sappiamo benissimo che qualsiasi uso fai con un'arma,
qualcosa di male fa sempre, questo non c'è ombra di dubbio, basta vedere in America cosa sta succedendo con le pistole facili, con le armi facili. Prego Revoltella, sta arrivando anche nel nostro paese, ecco, questi ragazzi che girano coi coltelli, ormai non è più di moda la pistola ma il coltello. Anche ieri avete sentito che drammi abbiamo assistito. Cosa sta succedendo? Lei come scrittrice, ecco, che idea si è fatta di questo mondo? Prima avevo la dottoressa Ilaria Postal, coordinatrice Kikomori Italia, Psicologi per il Trentino Alto Adige, diceva che c'è un cambiamento epocale e che bisogna veramente riflettere e avere pazienza di vedere come andrà a finire. Ma come andrà a finire? Lei che idea si è fatta, Revoltella? Ma io, guardi, più o meno sostengo quello che, guardi, l'ultima opera di questa trilogia è un'armatura attualmente... Vediamo anche le immagini che ha mandato Revoltella, per cortesia, prego. Che spiega un po' la visione anche. È un'armatura di vetro. Cosa stiamo vedendo, Revoltella? Un'armatura di vetro che si chiama La Difesa e attualmente è esposta appunto a Palazzo Ducale, e rappresenta appunto la fragilità, il concetto della fragilità della difesa. Questa è completamente realizzata in vetro, è stata soffiata a Murano ed è di vetro specchiato. Allora, il vetro specchiato in qualche modo rimanda a noi ci specchiamo, ci vediamo, siamo noi i protagonisti in qualche modo di quest'opera. Nello stesso tempo, e quindi ci fa riflettere, ci fa riflettere. È di vetro e denuncia la fragilità, quindi noi pensiamo, come diceva prima l'ospite, che prepara la guerra per preparare la pace bisogna preparare la guerra, e in realtà investendo in guerra investiamo in qualcosa di fragile, come è fragile il vetro di questa armatura. Perché? Perché continuiamo a in un certo senso a nutrire quell'aspetto dell'economia che in qualche modo dovrà essere speso, perché se io costruisco delle armi, a un certo punto prima o poi le devo usare, infatti si stanno usando. Quindi è una grande, secondo me, fandonia che più armi ci sono, quindi si aumenta. Tra l'altro adesso non mi ricordo, ma mi sembra che la quantità di armi nucleari che ci sono, che sono state prodotte fino adesso, farebbero saltare la Terra almeno una ventina di volte, quindi mi sembra che ne abbiamo già abbastanza. E quindi questa continua nevrotica produzione di armi per proteggersi, per dimostrare in maniera muscolare che noi siamo più forti degli altri, non fa altro che intanto inquinare, perché la produzione di armi, adesso vorrei capire, e nessuno mi sembra che abbia fatto non so se ci saranno, io non ne sono a conoscenza, degli studi di quanto sta inquinando questa guerra, perché le persone ogni volta che esplode un ordigno è inutile che ci ammazziamo, facciamo, non so, le fasciature in testa rispetto all'inquinamento dei combustibili di un tipo o di un altro, ma intanto quanto inquinano queste guerre che vengono portate avanti? Lo sappiamo. Anche questo cambiamento climatico può essere in che misura è influenzato da tutti i metalli che vengono rilasciati nell'atmosfera con l'esplosione. C'è un calcolo su questo? Viene fatto? È possibile averlo? Cioè, io comincerei anche da queste domande, perché il tipo di produzione che facciamo impatta, e quindi se noi costruiamo armi avremo guerre, perché è lì che vanno. E il fatto che girino più armi per sentirsi più sicuri non funziona, perché infatti negli Stati Uniti si è visto che dove doveva essere una dimensione da Far West, tutti armati fino ai denti, così se tu mi spari io comunque ho già la pistola in tasca e ti sparo subito, mi sembra che non stia funzionando, perché poi purtroppo il business ha superato l'etica, la logica, il buonsenso. C'è sempre un business che supera invece quello che dovrebbe essere, come dice lei, la salute del pianeta, perché questo dovrebbe interessare. L'economia di pace rende di più, numeri alla mano.
È quella la cosa assurda. Saremo tutti immensamente più ricchi con un'economia di pace. Sentiamo come commenta Grimoldi. Grimoldi come commenta le parole di Revoltella. Devo correre perché fra poco ci avviciniamo alla chiusura. Prego Grimoldi, la politica sta dando dei segnali oppure veramente ci sono delle cose impensabili che sta facendo e noi non conosciamo per un business che Revoltella dice bisogna vedere se è proprio un business, se facendo invece magari più pace si otterrebbe molto di più. Prego Grimoldi. No, beh, io non è che ho molto da dire, diciamo che filosoficamente sono d'accordo con la sua ospite, dopodiché se il mio vicino di casa si arma fino ai denti e mi minaccia, io ho due possibilità, lasciargli tutto o cercare di difendermi a mia volta. Dopodiché, parlando seriamente, mi scusi, ci sono anche esempi virtuosi però di paesi dove tutti hanno un'arma, ma la società è stata plasmata in modo sufficientemente maturo dove non è mai successo nulla. Mi riferisco alla vicina Svizzera, dove si fa il servizio militare annualmente, dove tutti hanno a casa un'arma, dove vengono prodotte armi e la Svizzera è fuori da qualsiasi organizzazione internazionale, non partecipa a nessuna guerra, è l'unico paese che non ha mai partecipato a nessuna guerra, eppure le armi se le producono, le armi ce le hanno tutti e non hanno fatti di cronaca nera come invece giustamente, come diceva la sua ospite, capita negli Stati Uniti. Anzi in Svizzera è ancora più facile probabilmente averla che non negli Stati Uniti. Dopodiché filosoficamente io sono d'accordo, rispondendo alla sua domanda sulla politica devo dire questo, che io trovo ipocrita il continuare a riempirsi la bocca di pace, pace, pace e poi se vai a vedere a livello parlamentare come votano i singoli parlamentari e le forze politiche, votano per continuare a fornire armi, continuare a fare la guerra. Allora, ripeto, io non sono a livello pregiudiziale contrario alle armi, ma sono assolutamente contrario a una politica che per ora la guerra o che comunque non trova strumenti alternativi al continuare a produrre armi per far morire della gente e soprattutto, perdonatemi anche da un punto di vista etico-morale, nei confronti degli elettori, perseverare nel mentire, perché vanno in televisione, vogliamo la pace e poi gli atti parlamentari sono lì a dimostrarlo, fanno l'esatto contrario. Allora Grimoldi, un'altra domanda che volevo farle prima di salutarla, perché ormai siamo quasi in chiusura. Ecco, che futuro vede nella Lega? Questa Lega che sta calando nei sondaggi, questi Fratelli d'Italia che hanno dei numeri veramente importanti, questa divisione che c'è all'interno del governo ma fanno finta che tutto vada bene. Ecco, come vede lei la situazione da ultimo segretario della Lega Lombarda? Vede, non c'è più un progetto politico, la Lega, che a me non piace neanche più chiamarla Lega, è diventata la Salvini Premier, cioè è una roba diversa, fa tutto l'esatto contrario di quello che diceva la vecchia Lega. La Salvini Premier è la coppia molto meno fortunata di Fratelli d'Italia. Lei mi dica quali sono le differenze politiche sostanziali tra la Salvini Premier e Fratelli d'Italia. Sull'Europa si sono comportati assolutamente allo stesso modo, hanno votato allo stesso modo, sono alleati a Roma. Qual è l'elemento dirimente diversificativo che c'è tra l'attuale Lega per Salvini Premier e Fratelli d'Italia? In passato c'era la stella polare di essere il sindacato del Nord, di togliere le tasse, di difendere le partite IVA, di tutelare i pensionati che hanno pagato i contributi o i lavoratori che si spaccano la schiena quotidianamente, che sono concentrati nel nord del paese, e lasciare più risorse nei territori laddove vengono prodotte, premiando le amministrazioni virtuose concentrate nel nord di tutti i colori politici, dall'estrema sinistra all'estrema destra. La Salvini Premier di oggi? Qual è la differenza con Fratelli d'Italia? Nessuna, o comunque impercettibili. Capisce che io non sono assolutamente ottimista perché manca, e c'è uno spazio politico da riempire, manca un soggetto che torni a fare il sindacato del Nord, declinando gli interessi del Nord che passano appunto da... E allora Paolo Grimoldi in futuro cosa voterà? Guardi, ci sto pensando, per fortuna non ci sono le elezioni e devo dire che sono anche fortunatissimo che non sono veneto, perché voi invece a differenza mia le elezioni le avete e so che sarete in forte imbarazzo. Sì, noi per il prossimo anno andremo a votare anche per la regione. Ma secondo lei come mai questi presidenti di regioni non vogliono lasciare la sedia? Prima dicevano che volevano lasciarla, adesso non vogliono più lasciarla nessuno, non è che ne abbiamo uno in particolare. Ecco, che idea si è fatto Grimoldi?
posso riassumere in una frase mezza slogan, ma che salverebbe la situazione politica, ridarebbe dignità a chi vuole difendere lavoratori e aziende, abbassare le tasse al nord e darebbe anche uno spiraglio alternativo al Veneto. Zaia dovrebbe dire domani mattina: faccio io il segretario della Lega, perché con Salvini abbiamo capito che non si va da nessuna parte. Più Zaia tentenna, con più si cristallizzerà questa situazione tragicomica della Salvini Premier e con più andiamo di fronte alla certezza che il governatore del Veneto sarà espressione di un'altra forza politica. Avete capito cosa ha detto Paolo Grimoldi, che saluto e ringrazio, ultimo segretario Lega Lombarda. Allora, vediamo ancora questa bellissima scultura che ci ha mandato Sara Revoltella, perché fa capire la fragilità, è bellissima, complimenti, anche perché ha spiegato che è stata fatta a Murano, cosa non da poco, e non col vetro cinese. Grazie di averlo detto, Revoltella, perché anche qua ci sarebbe da discutere. Ecco, e come ci saluta, ecco, e cosa vuole dire a Grimoldi diciamo da artista, ecco, da artista. Beh, da artista io direi che ad una persona che si occupa di politica direi solamente che bisogna avere una visione su quello che si vuole fare e la difesa, che è proprio il titolo dell'opera, dice che suggerisce che la visione della difesa d'artista, secondo me, è nell'investire in cultura, in sostenibilità, in arte. Questa è la vera difesa, non armarsi fino ai denti, ma cominciare, e secondo me è quello il deterrente, immaginare la difesa non come difesa armata, ma come difesa sotto altri presupposti. L'Europa dovrebbe porsi, secondo me, come veicolo in questa direzione e questa è l'unica speranza, l'unico spazio che si può ritagliare l'Europa in qualche modo, se no diventa l'ancella di altri meccanismi ideali completamente distruttivi, insomma. Molto chiare. E i giovani cosa vorrebbe dire? I giovani artisti, i giovani scrittori, abbiamo sentito e visto anche il premio Campiello, ecco, qual è il messaggio, Revoltella, che vuole dare questa mattina proprio da regista, scrittrice e artista? Che è un mondo assolutamente difficile e uno deve essere ben determinato se lo vuole percorrere, perché le logiche sono molto bizzarre spesso e volentieri, quindi sostanzialmente io credo che il valore sia nel fare opere in qualche modo di valore, che abbiano una profondità intrinseca, ecco, che non siano, cioè che stiano su concettualmente, che siano significative, non abbandonarsi a mode perché tanto insomma non hanno senso, insomma. Questo credo. Grazie a Sara Revoltella, regista, scrittrice e artista, collegata con noi da Padova. Grazie a Paolo Grimoldi, ultimo segretario Lega Lombarda, collegato con noi da Monza. Grazie Grimoldi per aver avuto il coraggio anche di dirlo, perché non è facile, ecco, dire in politica quello che si pensa. Lei l'ha fatto e la ringrazio. Grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Fagioli e scarole. Appartiene alla famiglia delle composite, la stessa della cicoria, ed è originaria dell'Europa. Come tutte le cicorie e le altre verdure appartenenti a questa famiglia, è apprezzata fin dall'antichità per le sue proprietà toniche, depurative e diuretiche, che del resto vengono confermate anche dalla scienza moderna. Ingredienti per 4 persone: 300 g di fagioli cannellini in scatola, 500 g di scarola, uno spicchio d'aglio, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, peperoncino, sale. Lavate la scarola e tagliatela a pezzi.
una casseruola preparate un soffritto d'aglio, olio e peperoncino. Aggiungete i fagioli con la loro acqua. E aggiungete acqua se necessario. Cuocete appena la scarola in padella. Salate e lasciate ammorbidire. Unite ai fagioli la scarola. E portate a cottura facendo insaporire il tutto a fuoco lento per circa 30 minuti. Servite con del pane raffermo o crostini e versate sulla pietanza un filo d'olio crudo. E buon appetito!